Come si chiama? Alabiso Marco. Dove è nato e quando? A Roma il 22/8/80. Bene, prego, adesso risponda alla domanda delle parti. Pubblico ministero, prego. Buongiorno. Senta, lei che tipo di lavoro fa e da quanto tempo? Che lavoro fa? È uno studio di infortunistica stradale. Dove? A Roma. E dove? E via Acqua Donzella numero 6. Che zona è? Come? Che zona è? A Tuscolano. Tuscolano. Signora Alabiso, scusi, la mascherina la deve tenere su, perché se la tiene sulle labbra finisce che fa comprendere ancora di meno quello che lei dice. Ma cos'è, un'agenzia assicurativa? Sì. Di proprietà di chi? Prima era di mio padre e adesso alcuni mandati a nome mio, alcuni di mio padre. Da quanto tempo lavora lì? Da sempre, da che ho finito le scuole. Senta, e lei era residente, è stato residente anche in quella zona? Sì. Dove esattamente? Via delle Cave 45. Ed è sempre zona Appio Tuscolano? Sì. Più o meno? Vicino, dov'è? Con gli Albani? Con gli Albani, sì. Con gli Albani. Senta, lei ha conosciuto, conosce persone appartenenti alla famiglia Casamonica residente in vicolo di Portafurba? Sì. Da quando? Da sempre. Ci dice il nome di qualcuno che conosce? In questo non lo so, li conosco quasi tutti. Dica quelli che le vengono in mente. Domenico, Luciano, Simone, tutti li conosco. Massimiliano? Sì, non bene. Come? Non bene. Senta, ci dice che tipo di rapporti ha avuto con queste persone, anzi così per andare subito vorrei sapere se ha avuto rapporti di debito-credito con qualcuna di queste persone. Di debito, sì, ho chiesto io un aiuto e me l'hanno dato. Me l'ha dato. A chi l'ha chiesto? A Domenico. Ma l'ha chiesto direttamente a Domenico? Sì, sì. Perché lei quando è stato sentito, si ricorda che l'ho sentita io il 30 settembre 2016, lei ha dichiarato: io inizialmente ho chiesto i soldi a Massimiliano Casamonica, il quale in un primo momento non voleva darmeli perché sapeva che ero in difficoltà. Poi però l'ho convinto e lui mi ha detto di chiederli a suo fratello Domenico. Conferma questa dichiarazione? No, assolutamente. Come? No, assolutamente. L'ha resa lei però? Probabilmente mi sono confuso, ma io l'ho chiesto direttamente a Domenico. Ma scusi, quindi si è inventata di sana pianta questa dichiarazione, una dichiarazione molto circostanziata. Lei dice prima li ho chiesti a Massimiliano. Guardi, allora forse non me lo ricordo adesso, ma di Massimiliano proprio non me lo ricordo. Ma mi faccia capire, lei conosce meglio Massimiliano o Domenico? Domenico. Conosce Siamo meglio amici. Domenico. Con Massimiliano o con Domenico ha avuto rapporti particolari? Particolari in che senso? Anche extra, diciamo, finanziari. Vi frequentavate? Sì, ci conosciamo, andavamo anche allo stadio insieme. Con chi andava allo stadio? Con Domenico, Massimiliano. Perché lei, quando ha reso questa dichiarazione, che sembra simile a quella che ha reso oggi, però parla di un rapporto di conoscenza prevalente all'inizio con Massimiliano, perché dice: conosco Massimiliano, andavamo allo stadio insieme l'anno in cui la Roma ha vinto l'ultimo scudetto e sarei in grado di riconoscerlo. Se non sbaglio, veniva insieme a noi anche il fratello più piccolo, Casamonica Domenico. Sì. Quindi sembra che il rapporto sia più con Massimiliano all'inizio che con Domenico. Ma il rapporto, non c'era nessun rapporto, lo stadio non è che io lo andavo a prendere a casa e lo portavo allo stadio con me, cioè ci incontravamo lì. Vabbè, allora torniamo alla dichiarazione che ha reso prima. Lei dice, l'ha detto nel 2016, quindi 4 anni fa: io inizialmente ho chiesto i soldi a Massimiliano Casamonica, il quale in un primo momento non voleva darmeli perché sapeva che ero in difficoltà economica e temeva di non recuperarli. Poi però l'ho convinto e lui mi ha detto di chiederli a suo fratello Domenico.
Conferma questa dichiarazione? No, veramente, cioè, se l'ho detto, ma non sono andate così le cose. Sì, ma se l'ha detto se lo ricordava nel 2016 o si ricorda che nel 2016 ha dichiarato il falso, capito? No, io quello che ho dichiarato nel 2016 sinceramente non me lo ricordo, però se lei me lo dice che lì sta scritto, così sarà. Quindi lo conferma? No, ad oggi gli dico che forse quel giorno mi sono confuso. Cominciamo bene. Non posso confermarlo di averlo detto perché ce l'ha scritto, non è che gli posso dire che non è vero. Però... Ma aveva dei motivi particolari per dichiarare il falso nel 2016 e che oggi non ha più? Assolutamente no. Vabbè, insomma, chiede i soldi a Domenico? Comunque, Presidente, il test non ha detto ho dichiarato il falso, ha detto mi sono confuso. Quindi il PM non gli attribuisca un'affermazione che non ha fatto. No, non credo che gliel'abbia attribuita, è lui Ha che gli detto dice aveva che... motivi particolari per dichiarare il falso, mentre lui ha detto evidentemente Ma non mi sono credo che confuso. stesse riferendo quello che aveva detto il test, è una domanda del pubblico ministero che desume, Io siccome l'ho ha reso capita una... così. Quindi se io ho capito bene c'è un'opposizione, prego il PM di non attribuire il falso al testimone. Ma non credo se che ho il- capito male chiedo scusa. Non mi sembra che il pubblico ministero volesse attribuire questo. Presidente, io Comunque vuole chiarire il suo sono- pensiero. In ogni con caso è tutto molta- registrato, quindi quando uno va a rileggere a volte con capisce molta- cose che nell'immediatezza non si con comprendono. molta serenità. Il test nel 2016 rende una dichiarazione precisa, circostanziata, racconta un fatto specifico e lo racconta in certi termini. Io vorrei capire se oggi non ricorda più o se ricorda che non è così, e se non è così la dichiarazione del 2016 non è conforme a verità, diciamo come la vogliamo dire. Questo era il senso della contestazione. Avvocato, scusi, che lei fa intervenire e mettere in bocca al test la risposta. Questo non è consentito. No, io non ho sentito che cosa non ho sentito. Lei ha il potere di... E la risentiamo alla registrazione, come ho detto prima, quello che è registrato è quello che viene fuori che è. Si vede che allora mi è sfuggito. Comunque il punto della contestazione che lei fa al pubblico ministero è molto semplice, cioè, no? Lei ha raccontato nel corso dell'audizione del 2016 una vicenda che passa attraverso una serie di passaggi diversi da quelli che racconta oggi. Quindi la domanda è: come mai è stato così preciso e dettagliato in quel momento, attribuendo una prima richiesta a Massimiliano? Io sinceramente le dichiarazioni del 2016 non le ricordo, sono sincero. E poi che io in quel momento sono stato preciso e dettagliato può essere anche che mi è stato chiesto da loro se i soldi li avevo chiesti a Massimiliano, io confusamente ho detto di sì. E magari non sono stato io il primo a tirare fuori il nome di Massimiliano. Scusi, confusamente per quale ragioni? Lasci perdere. Che magari loro mi hanno chiesto te li ha dati Massimiliano i soldi, io invece pensavo a Domenico e ho detto di sì, ma non sono Massimiliano non ma l'ho se tirato. lei le telefonate ce le ha con Domenico, Massimiliano l'ha messo in mezzo lei, all'avviso. Guardi, allora forse mi ricordavo male i nomi, cioè veramente gli sto dicendo che la verità è che io li ho chiesti a Domenico. Sì, alla Anche fine perché è una persona che conosco bene, siamo amici e comunque con lui avevo questo tipo di confidenza da potergli chiedere un aiuto. E quindi quando nel 2016 ha detto che li ha chiesti a Massimiliano non è vero? No, Quindi ha detto una cosa che non è vera? mi sono confuso, sì. Si è confuso? Vabbè. Che devo dire? Io oggi devo dire la verità. Immagino. La verità la doveva dire anche nel 2016, ovviamente. Come? La verità la doveva dire anche nel 2016, mica solo oggi. Sì, ma se è stato detto qualcosa di errato non è che l'ho fatto apposta, anche perché se dovevo dire Massimiliano al posto di Domenico poi non avrei detto di Domenico, cioè sinceramente non vedo il motivo di dire... Sembra strano che lei abbia fatto una dichiarazione non corrispondente al vero senza nessuna ragione. Vabbè, spero che non si confonda ulteriormente con questo livello di confusione, se no andiamo bene, prego. Anche perché quel periodo, insomma, era un periodo brutto per me, quindi... Senta, vabbè, andiamo da Domenico. Quindi va da Domenico. Innanzitutto perché chiede i soldi a Casamonica Domenico? Perché io quel periodo, come gli ho appena detto, era un brutto periodo e diciamo avevo fatto dei debiti per gioco e non facevo altro che andare a giocare, scommesse, cose. Ho chiesto i soldi a mio padre, a mio cugino, alla mia ragazza e a un certo punto, insomma, non sapevo più dove mettermi le mani. Con Domenico avevo questa confidenza, ecco. E che confidenza aveva? Sentiamo. È una confidenza che ci conosciamo da sempre.
E qui, cioè, siccome lei dice io li ho chiesti a mio padre, a mio fratello, ha detto, Sì. alla mia fidanzata, che sono tutte persone insomma con un rapporto affettivo. E Domenico invece era È il una suo persona migliore che amico? conosco da sempre, certo, non è che gli voglio bene come voglio bene a mio padre, però penso che sia scontato questo. No, e la domanda è diversa. Domenico che cosa aveva? Un'agenzia di finanziamenti? Era un banchiere? No, nella mia disperazione ho provato a chiedere anche a lui. E perché va da lui? Perché è una persona che conosco e altri mi hanno detto di no, altri amici. Mio cugino mi aveva già prestato 5.000 euro e non me li ha più dati perché glieli dovevo ridare. E ho provato con lui. Ma perché va da un Casamonica per chiedere i soldi? Perché è una persona che conosco, lo da sempre. Cioè, non è che ero sicuro che me li dasse, è come non ero sicuro che me li dasse mio padre e tutto quanto, ero disperato quel periodo. Quanto gli ha chiesto? 5.000 euro. C'era una... Quanto doveva restituire e in quanto tempo? 5.000 euro. 5.000 euro. In quanto tempo? Guardi, questo sinceramente non me lo ricordo, anche perché mi ricordo io di avergli detto per favore aiutami, tempo 2 settimane e ti ridò tutto, che poi non è stato così. E quanto gli ha restituito poi? 5.000 euro. Senta, allora io le contesto che ci sono diverse conversazioni in cui lei, parlando con persone diverse, ma tutte molto vicine a lei, cioè Formica Simone, Mancini Serena, che è la sua fidanzata, no? Sì. Lo è tuttora? Sì, sì. E suo padre. Adesso le indico. Lei fa inequivocabilmente riferimento a un prestito usurario ricevuto da Casamonica Domenico. La prima è quella con Formica Simone del 24/10/2016, progressivo 4902 RIT 613016, in cui Formica le dice almeno te 5.000 euro uno attaccato all'altra li hai visti? E lei risponde ma io dopo 2 mesi gliene ho portati 10 uno attaccato all'altro. Sì. E poi dopo un po' dice ho preso 5 ti ho ridato 10. Conferma questo? Di averlo detto a Simone, sì. Successivamente alla sua fidanzata, che dalle conversazioni si capisce che lei si è confidato con lei, ce lo conferma? Diciamo che gli ho detto un sacco di stupidaggini quel periodo. Ho capito. Sia a lei che a mio padre. Progressivo è 3450 RIT 5410 del 30 settembre 2016, in cui la fidanzata dice il business di Casamonica è un po' più ampio, e lei risponde assolutamente, e la sua fidanzata incalza non si ferma allo strozzinaggio come è stato magari nel caso tuo, e lei risponde ma no. Quindi non è che dice a me non mi hanno fatto lo strozzinaggio. Ma poi ce n'è un'altra con suo padre, che il 28 aprile del 2016, progressivo 25 del 2000, no, progressivo 1650 RIT 25 del 2016, in cui quando lei viene chiamato a Frascati per essere sentito dai carabinieri, suo padre a un certo punto dice magari sanno che questi ti hanno dato i soldi a strozzo, e lei risponde vabbè che vogliono, che cercano la denuncia da parte mia, se andassero a trovare chi li denuncia, ma sti cazzi, dice lei, ma io mi sono levato da tutto, mo mi vado a rimettere in mezzo gli impicci per loro, papà. E suo padre dice ma tanto lo sanno che danno i soldi a strozzo, e lei risponde appunto, e te lo devo venire proprio io, lo sanno pure i sassi. Quindi sono tutte conversazioni in cui lei dice di aver ricevuto un prestito usurario da Casamonica Domenico, e dice anche che è notorio che Casamonica danno soldi a strozzo. Ma l'intercettazione fa riferimento a Domenico o in generale ai Casamonica? No, sta parlando di Domenico, partendo da quello con Arabiso Marco e poi partendo da tutte le contestazioni. Quella col padre, quelle che gli sono state fatte, le domande che gli sono state chieste. Allora? Gliel'ho detto adesso, io a mio padre, allora il discorso è questo, io a mio padre e alla mia compagna gli ho detto tante di quelle stupidaggini quel periodo per giustificare in continuazione i soldi che gli chiedevo, e alla fine sono arrivato a dirgli papà,
aiutami perché mi stanno a chiedere i soldi in più e tutto quanto, ma la verità è che io quei soldi me li andavo Presidente, a io giocare. chiedo che il test venga ammonito. Il test sa che si assume una responsabilità penale, no? Nel rendere le sue dichiarazioni, che quindi deve Assolutamente. dire la verità. Quindi glielo rammento, ma insomma penso che lei sia consapevole che deve dire la verità in questa sede, se mai avesse mentito in altre circostanze. Shh. Senta, ma quando lei li ha restituiti almeno 5.000 euro nei termini prefissati? Non c'erano termini prefissati. Cioè Casamonica Domenico, che non è suo padre, le dà 5.000 euro senza interessi, così senza alcun Te l'ho termine? spiegato, eravamo veramente amici. Siamo veramente amici. Cioè, mi faccia capire, allora, che tipo di rapporto? Siccome prima ci ha tenuto a precisare, li conosco, ma non è che ci esco insieme, allo stadio li vedevo allo No, con stadio. Domenico io lo conosco da sempre. Cioè? Io gli ho chiesto una cortesia e me l'ha fatta. No, voglio sapere i rapporti che ha avuto con Casamonica Domenico nella sua vita. Ci conosciamo da sempre, da quando siamo bambini. All'oratorio insieme, andavamo allo stadio e ci incontravamo in giro per il quartiere. Cioè, ma lei ha mai mangiato a casa di Domenico? No, che io mi ricordi no. Domenico ha mai mangiato a casa sua? No, Uscivate insieme con le fidanzate? no. È successo, sì, che ci siamo incontrati e siamo rimasti, sì. Dove? Questo sinceramente non me lo ricordo. No, come non se lo ricorda? Sentiamo, con quale fidanzata? Adesso metta in mezzo pure la sua fidanzata. Con quale No, fidanzata? con Serena proprio no, perché parliamo degli ultimi Ah anni. no, con Serena no. Senta, io le contesto che lei, quando è stato sentito il 30 settembre del 2016, ha dichiarato: avevo pattuito con Casamonica Domenico che avrei restituito la somma di euro 5.000 entro un mese e non si parlava di interessi. Poi però ho ritardato nel pagamento e in tal modo hanno avuto gioco facile negli iniziare ad avanzare le pretese anche dopo che avevo estinto il debito. Loro giocano molto su questo. Non chiedono niente prima per chiederti tutto dopo. Poi se ritardi nel pagamento non hai più modo di respingere le loro richieste. Per questo loro non vedono l'ora che tu ritardi. Chiedo scusa però, Presidente, in questi termini è nociva la contestazione, perché in quel passo non sta facendo riferimento a Domenico. Siccome no? fino adesso stiamo parlando di Domenico, Avvocato, scusi, il testimone abbiamo fa riferimento ad altri Presidente, però componenti. io chiedo una cosa, Quindi- come avrete notato tutti, io sono molto pacato oggi, però chiedo che almeno quando perché vengo io non sono aspetti un pacata, attimo, scusi, almeno quando vengo interrotto, chiedo che, non dico per correttezza, ma per deontologia, si rispettino delle regole. Questo è un passaggio del verbale in cui si fa inequivocabilmente riferimento a Casamonica Domenico. Inequivocabilmente. Avevo pattuito con Casamonica Domenico che avrei restituito la somma di euro 5.000 entro un mese e non si parlava di interessi. Poi però ritardato il pagamento, eccetera, eccetera. Quindi che ma a dice? chi si riferisce? È la continua, Quando dice- Presidente, la quando tecnica dice loro fanno di così, a chi si interrompere in riferisci? continuazione Allora, il pubblico la- ministero durante l'esame, che è già un esame difficile, come potete vedere tutti. Scusi, avvocato, mi pare che la contestazione che ha fatto il pubblico ministero sia puntuale, cioè non mi pare che ci siano margini di errore sul significato del Beh, non dichiarato. lo può sapere perché lei non ha le dichiarazioni. A Però meno che tanto rimane la mia no, posizione. ma a meno che non ci siano dei passaggi che mancano, allora lei mi produce il verbale e mi fa notare questa discrasia, ma se non mi fa notare questa discrasia devo ritenere che quello che viene letto sia conseguenziale, almeno così viene letto come conseguenziale. Ma sì, Poi- Presidente, la solita tecnica, adesso il testo un pochino si è ripreso dopo la contestazione. Non Ma è un dica modo la solita corretto di tecnica, procedere. perché se tecnica se parliamo lo di risparmi, tecnica, visto che evoca la deontologia, la solita tecnica se lo risparmi. No, Capito? avvocato, Allora, scusate, la deontologia. abbiate Visto che pazienza. la evoca, battute del genere. E allora se proprio vogliamo, qui usa il verbo plurale, hanno
Parte da Domenico e poi dice anno. E allora dov'è? Anno è terza persona plurale. No, scusate. Se la ricorda anche lei, no? No, scusi, Abbiamo fatto la scuola tutti e avvocato, due. scusi, perché usa questo tono così volutamente Perché non aggressivo si deve senza permettere di motivo? fare riferimenti alla deontologia e alla No, tecnica. voi avete fatto un'obiezione come se fosse non conseguenziale alla contestazione del pubblico ministero. Così non mi pare che sia, perché non mi state né producendo un certamente. verbale né allegando Non ne avevamo una dubbi. cosa che mi faccia dedurre il contrario. Quando si fa la contestazione voi avete gli atti, il tribunale non li ha, quindi le parti, se ritengono che la contestazione non sia corretta, possono fare la loro opposizione, però poi dando al tribunale il materiale per decidere. C'è una non conseguenzialità in quelle dichiarazioni? Se fa riferimento a un verbo plurale, certo che c'è, perché Domenico sennò avrebbe dovuto dire come No, fa, ma quelle sono le come dichiarazioni ha, del mentre invece testo. dice fanno, hanno. Io non Siccome capisco noi qual è conosciamo dov'è le il punto? dichiarazioni, Sta leggendo le dichiarazioni del test. Sono dichiarazioni del test o no? Sì. E allora basta, l'eccezione è rigettata perché è infondata. Vada avanti. Allora, me la spiega sta cosa, cioè lei dice gli dovevo restituire 5.000 euro, poi però non li ho restituiti, ho ritardato nel pagamento e hanno avuto gioco, poi si capisce chi sono gli altri, hanno avuto gioco facile nell'iniziare ad avanzare pretese anche dopo che avevo estinto il debito. Allora? Guardi, io gli ripeto, purtroppo io quello che ho dichiarato nel 2016 veramente ricordo poco e niente, era un periodo bruttissimo della mia vita, ero veramente confuso. Mi avete interrogato in 6, in 7 dentro una stanza, non mi ricordo neanche, in procura, credo. E se c'è scritto l'ho detto, non mi ricordo, cioè, la verità è questa che gli sto dicendo oggi. Cioè, io ho preso questi benedetti 5.000 euro che ho chiesto sta cortesia a Domenico, non mi ha mai chiesto interessi e niente, perché questo è chiaro. Sono io che ho detto a Serena, a mio padre, che altri mi chiedevano, che lui mi chiedeva di più per giustificare. Senta, signora Ravviso, dopo che li abbiamo arrestati tutti questi signori, lei è stato avvicinato da qualcuno? Avvicinato? Avvicinato. No, Gli è stato suggerito di rendere una versione dei fatti? assolutamente no. Conosce il signor Marco Marino? Certo che lo conosco. È stato avvicinato tramite Marco Marino? No, sono io che l'ho chiamato Marco Marino, quando sono uscito dalla procura. Questo nel 2016 e nel 2018? No. Il suo nome nel 2018 è uscito sui giornali dopo che sono stati arrestati tutti i Casamoni? Sì. E lei a quel punto, tramite Marco Marino, ha saputo qualcosa? Che io mi ricordo, no. Non se lo ricorda? Non si ricorda se alcuni esponenti della famiglia Casamonica non arrestati hanno avvicinato Marco Marino e avevano tutte le sue dichiarazioni? Sì, questo sì, certo. E che cosa hanno detto nella Guardi, se vuole arrivare a dire che mi hanno obbligato a fare le testimonianze del Lei stia al suo posto, che sta parlando col pubblico ministero. Io non voglio arrivare a dire niente, io sto facendo delle domande e cerchi di rispondere con educazione. Risponda. Okay. Sì, mi ricordo che Marco Marino mi ha detto che loro sapevano delle mie dichiarazioni. E lei come ha reagito a questo? Non mi ricordo. No? Abbiamo delle telefonate in cui lei piange come un bambino parlando con la sua fidanzata, se lo ricorda? Sì. C'è da vergognarsi? No, non c'è da No, vergognarsi. scusi, non faccia queste domande di controrepe e dibattute. Se mi sta attaccando perché io No, piango con la mia signor ragazza. Alabiso, qui lei come testimone deve dire la verità e mi io sembra la il sto comportamento dicendo in che sta questo tenendo finora che è irriguardoso nei confronti delle parti e del tribunale e anche del ministero, perché lei non si può rivolgere così. Vabbè, mi scusi. Le domande nascono dal suo comportamento così dissonante rispetto a quello che ha dichiarato prima. Quindi cerchi di dire la verità e di dare delle risposte coerenti. Allora? Comunque è vero che piangevo come un bambino con la mia ragazza. E ricorda che gli hanno detto a Marco Marino, ma non poteva semplicemente dire che i soldi che gli chiedevano e che risultano dalle intercettazioni non erano interessi ma erano una parte della sorte capitale, se la ricorda questo? Sono tutte intercettazioni che sono agli atti. Sì, me lo ricordo. E io gli ho detto a Marco Marino che ho dichiarato quello che comunque non c'erano interessi, che è la verità. No. E si ricorda che lei, e questa è una conversazione che le contesto 23 luglio 2018 con Marco Marino, progressivo 4508, RIT 4150, lei dice, ma io, giustificandosi per le dichiarazioni che aveva detto, io ho cercato di limitare i danni
perché questi hanno chiamato che già sapevano tutto, cioè noi. E anzi, io sulle dichiarazioni, loro mi chiedono pure, ma ti hanno minacciato? Gli ho detto di no. Gli ho detto a me non mi ha minacciato nessuno, gli ho detto solo, erano un po' insistenti. Questi devono capire che io ho cercato semplicemente di limitare i danni, qua sta parlando con suo padre, anzi, quelli ci hanno scoperto e ormai volevano sapere le modalità e io ho cercato di tamponare, ma fino a un certo punto posso tamponare. Loro hanno detto ma per pigliarti questi soldi ti hanno fatto minacce, dico no, assolutamente. Glielo dico proprio, io ho cercato semplicemente di tamponare e ti ho pure difeso, tanto che suo padre a un certo punto dice no, se vengono gli dice allora sai che c'è, gambizzato per gambizzato, stavolta ti vado a denunciare. Ha capito? Io non capisco cosa ho detto di... Ma stai scherzando? No, assolutamente. Dal tenore delle sue conversazioni emerge un allarme fortissimo da parte sua per il fatto che è stato chiamato dai carabinieri, certo, che in quel contesto ha cercato in tutti quanti i modi di rendere una dichiarazione, diciamo così, sì, faccia finire, allora, se no non sente qual è il senso della contestazione, visto che afferma di non averla compresa, benché mi sembra che sia evidentissima. Quindi lei si cerca di cautelare dicendo ma io ho cercato anzi di dire il meno possibile, di ridurre i danni, ma certo non è che non posso dire niente, questo è il senso di quello che lei dice nella conversazione telefonica. Sì. E quindi mi sembra evidente che lei lì in quel contesto dica non che quello che ha detto davanti al PM fosse il falso, ma che ha detto addirittura meno di quello che era la verità. Questo è il senso. No, io ho detto semplicemente che non potevo negare di aver chiesto soldi a Domenico, perché ho saputo che, cioè, nel senso, io potevo pure andare lì, come ho fatto all'inizio a Frascati. Lei ha già reso risulta dalle sue conversazioni una deposizione falsa, no? La prima che ha reso davanti ai carabinieri di Frascati emerge dalla nostra stessa conversazione, quindi io la ammonisco che lei deve dire la verità, non può pensare di cavarsela tutte le volte con false dichiarazioni. Io la sto dicendo, cioè io in quelle conversazioni con mio padre, con Serena, allora a parte che gli ho appena detto, gli ripeto che io con loro ero veramente in difficoltà perché gli ho detto una marea di bugie quel periodo e quindi da una parte cercavo di giustificarmi con mio padre, da una parte cercavo con Serena e al PM io non potevo dire quello che intendevo con mio padre, non potevo dire no, non è vero che ho preso soldi con loro e negare tutto come ho fatto ai carabinieri. Era quella la mia giustificazione, cioè che arrivato a un certo punto comunque ci sono telefonate e ho dovuto ammettere che effettivamente ho avuto per un periodo questo tipo di rapporto. Io questo ho detto a mio padre. Ma guardi che le telefonate sono agli atti, le leggiamo tutti, sì. Non è che se ci dà questa spiegazione risolve qualcosa. Le leggo questo passaggio, è sempre la stessa telefonata con suo padre. Allora, infatti, il discorso che dicono, perché a Marco gli hanno detto, se lui gli avesse detto, infatti questi si lamentano, che se lui gli avesse detto che questi soldi ancora doveva finire di darceli, che io ti ho prestato 5.000 e io ti chiamavo che ne mancavano ancora 1.000, non c'era la contestazione sull'usura. Perché dice, io te ne ho dati 5, me ne hai ridati 4, ti chiamo per i 1.000 che rimangono, non per quelli in più. E io gli ho detto, sì, cioè a Marco Marino, tu hai ragione. A loro però non è che mi hanno chiesto questo, loro mi hanno detto proprio già superato lo scalino, cioè dopo i 5.000, come mai ti chiedevano soldi in più? Lei qui lo dice chiaramente in queste intercettazioni, ha capito? Cioè lei non è che dice ma non è vero che ho pagato soldi in più, lei dice solo la sua unica preoccupazione è... No, io dico semplicemente che siete voi che mi avete chiesto a me se loro mi davano soldi in più. Io non ho detto che mi hanno chiesto soldi in più. Ma loro si lamentano delle dichiarazioni sue, che sono quelle che io le sto leggendo adesso, perché magari stia zitto quando parlo, e che le continuerò a leggere, in cui lei dichiara di avere pagato soldi in più. Adesso vediamo quanto dichiara di avere pagato. Lei, commentando queste dichiarazioni, che dopo una settimana i Casamonica ce le hanno già in mano, lei dice sì, ma io come potevo fare se loro avevano le intercettazioni? Non è che dice ma non è vero niente, è stato un equivoco, mi sono confuso, come sta dicendo oggi. Ha capito?
Sì, ho capito benissimo. E quindi qual è la spiegazione che dà? Che quello che loro hanno detto a Marco Marino, io questo non lo so. Se Ma loro come non lo sa? Lo dice lei! Gli sto dicendo, se loro pretendevano che io facessi delle dichiarazioni e negavo tutto e tutto quanto, io ho risposto a Marco Marino che non potevo negare, anche perché ci sono le intercettazioni e che ho detto la verità, che comunque ho chiesto dei soldi e quelli sono stati restituiti. No, è Marco che ha pagato Marino, in più. E come? che ha pagato in più, questo dice nelle intercettazioni. A Marco Marino io dico così. Lei lo dice a tutti nelle A intercettazioni. mio padre, a Serena, a Marco Marino, a tutti, gliel'ho spiegato prima. Io purtroppo a tutti ho detto che avevo dei debiti e che continuavano a chiedermi dei soldi in più. Vabbè. Questo purtroppo voi non mi credete, ma è la verità. Io ho detto a tutti quanti che ero in una situazione debitoria e che non ce la facevo più, che mi chiedevano in continuazione scusi, soldi. e perché l'ha detto anche a Marco Marino? Che senso aveva a dirlo a Marco Marino? Perché Marco Marino Marco Marino, scusi, lei la contatta perché? Allora, a parte che Marco Marino anche siamo amici, conosce mio padre. Ma perché lei contatta Marco Marino, scusi? L'ho In contattato quel frangente, perché? la prima volta quando sono uscito dalla procura. Quindi per confrontarsi sul contenuto della sua deposizione? Per raccontargli come erano andate le cose. E quindi lì perché per- avrebbe dovuto dire a Marco Marino che lei aveva detto che gli avevano chiesto soldi in più? Al contrario, lì gli avrebbe dovuto dire che invece era stato, gli aveva detto che non gliel'avevano chiesti. Scusi. No, non mi scusi, non riesco a capire. No, sto seguendo la sua logica. Lei dice io a Marco Marino, alla mia fidanzata, a mio padre, gli ho a tutti quanti detto delle fesserie sostanzialmente, gli ho detto cose non vere. Mi dica qual è la logica che è sottesa al fatto che lei, Marco Marino, che contatta perché mette il suo buon ufficio con i Casamonica, perché questo è il senso di quella colloquio con Marco Marino e lei me lo conferma col suo annuire, no? E questo è il motivo per cui lei chiama, per dire guardate, e lì a lui perché gli vai a dire che hai detto qualcosa che accusi Casamonica? Lì al contrario dovevi dire che invece non li avevi accusati. No, io infatti a Marco Marino gli ho detto semplicemente perché lui mi disse guarda che potevi non dire assolutamente niente, che non li conosci, che non ne hai preso niente. Io a Marco Marino confermo di aver detto in procura che ho avuto dei rapporti tipo con Domenico, poi, e di avergli chiesto dei soldi. Io questo mi stavo giustificando con Marco Marino. Io Marco non ho potuto negare altro. Ma se lei dice, ma guardi, ad avviso, lei si sta incartando. Si concentri sulla domanda. Se lei dice io non potevo negare di avere pagato in più perché mi hanno fatto una contestazione precisa, com'è che ti chiedevano soldi in più superato lo scalino? Quindi lei dice, ammette con Marco Marino, dice sì, io ho pagato in più ma non potevo negarlo, anzi ho dichiarato meno, ho tamponato, per esempio mi hanno chiesto se sono stato minacciato e ho detto di no, ho detto solo che erano insistenti. La conversazione è molto chiara, ha capito? Sì, ho capito. Io allora le ripeto, anche a Marco Marino io comunque in quel momento dicevo stupidaggini e tutto quanto. Ma che senso aveva, scusi? Qual è il senso delle stupidaggini a Marco Marino? Che avevo paura che andava da mio padre a Serena e dirgli che comunque non è vero che io... Cioè lei aveva paura di questo? Sì, anche. Non aveva paura invece che i Casamonica sapessero che lei aveva fatto dichiarazioni contro di loro? Scusi, ma che sta dicendo? No, assolutamente. No, e perché lo chiama Marco Marino allora? Perché se mi metteva in contatto con loro, perché siccome ho visto che durante l'interrogatorio comunque cercavano di estrapolare altro che effettivamente non c'era, ho detto Marco fammeli avvertire, magari ho sbagliato su quello, però per quello... Scusi, che vuol dire faccia capire. Che vuol dire durante l'interrogatorio che lei ha reso davanti a un pubblico ministero a 2 ufficiali di polizia giudiziaria cercavano di estrapolare altro che non c'era? Cioè, lo dico anche in una intercettazione con Serena, che io avevo paura che il semplice fatto di aver ammesso, siccome non sono esperto di queste cose, avevo paura che il semplice fatto di aver ammesso di aver preso soldi da Domenico li avrei messo in mezzi guai. La mia paura era quella, perché comunque... dentro di me ho detto forse potevo non dire niente, però sono stato costretto alcune cose a dirlo. Quindi adesso stiamo parlando di una fase antecedente, non più del 2018 dopo l'esecuzione della misura, ma del 2016 dopo che lei esce dalla procura, è corretto? Sì. Ok, quindi per quale motivo chiama Marco Marino? Ha detto sostanzialmente per avvisare i Casamonica che erano state fatte domande nei loro confronti? Sì. E per quale motivo, scusi? Perché mi sentivo di farlo. Ma perché?
Io l'ho detto adesso, perché siccome sono uscito da lì e pensavo che magari avevo sbagliato a confermare che ho chiesto dei soldi e che mi sono stati dati, pensavo di aver fatto un errore nei loro confronti e ho voluto metterli al corrente. Guardi, io le contesto questo perché il motivo per il quale lei nel 2016 contatta Marco Marino, purtroppo per lei emerge dalle intercettazioni, perché la prima è con la sua fidanzata, il progressivo è 3354, RIT 54 10 16, 30 settembre 2016, ore 13.05. Quindi forse era ancora in procura, perché il verbale mi pare che porta come orario finale le 12.50. Mi confermi? 12.50. Quindi lei un quarto d'ora dopo chiama la sua fidanzata, le spiega una cosa, si mostra preoccupato, come potrà leggere anche il tribunale, per fortuna non sono dichiarazioni ma sono intercettazioni. Sì, ma io ero molto preoccupato. E tanto che la sua fidanzata dice, lei è preoccupato, dice ma che devo fare, non è che sono andato io ai carabinieri, e la sua fidanzata la rassicura e dice no, ma tu non hai fatto l'infame se per questo, che devo fare, dice lei. Allora la sua fidanzata dice prova a chiamare qualcuno che conosci. E lei dice no, ma non mi va manco di dire che mi hanno chiamato e tutto quanto, perché dal momento che vai a dire mi hanno chiamato, capirai, ci mettono un attimo a ributtarti in mezzo. Io mi faccio i cazzi miei e basta, ma che me ne frega a me? Allora, poi 14.40, quindi passata un'ora e mezzo, il progressivo, il 34.50, di nuovo con la sua fidanzata, lei invece dice no, ho deciso di andare a Marco Marino, e non dice ho deciso di andare perché non vorrei aver creato problemi, lei dice sto andando un attimo a parlare con Marco per una sicurezza mia. E allora la sicurezza sua, caro signor Alabiso, non rida, che non c'è niente da ridere, non c'è niente da ridere. Mi scusi. La sicurezza sua qual è? Cioè lei perché prima dice no, diciamo se no mi ributtano in mezzo, e poi dice anzi no, vado per una sicurezza mia. Me la spiega? Gli rispondo sempre alla stessa maniera. Avevo paura di aver detto, confermando di comunque di avergli chiesto soldi e che mi erano stati, avevo paura di aver detto qualcosa di sbagliato. E quindi perché aveva paura per la sua sicurezza? Ma una sicurezza mia mentale, personale, non una sicurezza fisica. Cioè nessuno ha detto che avevo paura che mi facessero qualcosa. Dice per una sicurezza mia. Per una mia sicurezza mentale, mi sentivo più sicuro, ero più tranquillo. Non c'è. Gli ripeto, io quel periodo stavo veramente anche male, confuso, e non riuscivo ad andare a lavorare perché facevo quello che facevo, e quindi magari a me il solo fatto di che Marco io avrei messo al corrente loro e tutto quanto mi faceva stare più tranquillo. Senta, perché questo atteggiamento che lei sta tenendo oggi, devo dire, è stato abbondantemente preannunciato, perché nelle intercettazioni del 28 aprile 2016 con suo padre, progressivo 650 RIT 25 25 16, quando esce dalla caserma dei carabinieri, dice ma questi dopo, cioè i carabinieri, lo sai che te fanno? Te portano, e quello che stai a dire te lo portano al processo e tu lo devi dire davanti a loro, ma io voglio girare tranquillo, oh ma sti cazzi, ma ci sono girato prima che ci ho avuto problemi, mo non è che ce l'ho più con me, mi devo rimettere in mezzo ai casini, che è esattamente, diciamo, una chiave di lettura di quello che sta facendo oggi. Ha capito? Anche a suo padre non è che dice ma questi chissà che pensano, dice no, io non gliela dico la verità perché voglio stare tranquillo. No, allora, io ho detto che non sarei venuto qui, zitto quando parlo. Stia zitto quando parlo. Vabbè, però. No, lei non può, devi prima aspettare che finisce la contestazione e poi dà la sua risposta. Quindi prima ha detto per la mia sicurezza, mo per una sua tranquillità, ma di cosa aveva paura? Mi faccio capire. Io di cosa avevo paura? Di niente. Di aver detto qualcosa di sbagliato, di averli messi in mezzo magari non lo so, a quello che voi volevate dimostrare per dichiarazioni mie. Cioè io sono una persona che mi sono sempre fatto i fatti miei. Poi se loro ci devono andare in mezzo perché hanno fatto altro sono problemi loro, ma non certo perché io magari
confermando che che mi ha prestato dei soldi, venga letta in maniera differente e quindi devono essere denunciati per colpa mia. Di quello avevo paura, di aver sbagliato. Ma non che mi venissero a fare ma aveva paura di essere denunciato per calunnia? Non sto capendo. Di cosa aveva paura? No, di niente. Perché sempre in questa conversazione con suo padre le dice, eppure se ci sono stati problemi, tu adesso me lo vieni a dire, con la testimonianza mia l'arrestate, sti cazzi, perché è un suo, diciamo, è convinto di questo suo pensiero. Adesso arrestatelo da solo. Suo padre dice, che poi dopo vengono sotto con le pistole in mano. E lei dice, bravo, ma vaffanculo, va, li conosci? No, non conosco nessuno, ma vieni mai arrestare perché ti ho detto che non li conosco, Capito? Tutte queste conversazioni sono inequivocabili. Sì, ma sono sempre fra me e mio padre, però. No! Che io ho dicevo a mio padre di stare sotto strozzo, che non era vero. Ma che sta dicendo? Queste sono dichiarazioni che si riferiscono all'esito del suo interrogatorio. No, lui sta leggendo la conversazione fra me e mio padre. Sì, tra lei e suo padre, ma con riferimento all'esito dell'interrogatorio. Ma signora Alabiso, lei pensa che noi non seguiamo il percorso di quello che viene detto? Io sto parlando... Cerchi di seguire, perché forse lei non sta seguendo. Allora non ho capito io. Allora, torniamo alla contestazione iniziale. Poi però ritornato nel pagamento e in tal modo hanno avuto gioco facile nell'iniziare ad avanzare pretese anche dopo che avevo estinto il debito. Loro giocano molto su questo, eccetera, eccetera. Questa dichiarazione la conferma o no? Sì. Quindi me la conferma? Sì. Senta, a un certo punto, dopo questo prestito, Casamonica Domenico viene arrestato? Sì. Sì. E viene arrestato, glielo dico io, il 12 novembre 2008. Dopo che Casamonica Domenico viene arrestato, lei riceve richieste di somme di denaro da altre persone? No, aspetti, scusi, quando ho detto che è stato arrestato? 12 novembre 2008, lui è stato arrestato 2 volte. Quindi prima del prestito? Prima del prestito? Sì. No, lei in questo verbale descrive 2 momenti. Uno è prima che venga arrestato nel 2008 e uno è successivo alla sua scarcerazione. Ha capito? Quindi lui viene arrestato il 12 novembre 2008. Io vorrei sapere, dopo che Casamonica Domenico viene arrestato, ha avuto rapporti, qualcun altro le ha chiesto somme di denaro? Sì, avevo rapporti con Romina che mi ero fatto prestare 500 euro, ma a me Domenico i soldi me li ha prestati dopo che lui è uscito. Guardi, lei nel verbale dice diversamente, adesso le faccio la contestazione. Allora, andiamo un attimo a questa Romina. Chi è Romina? È la sorella di Luciano. Ha un altro fratello? Sì, Simone. E che cosa, dopo che è stato arrestato Domenico Casamonica, qualcuno di questi le è venuto a cercare, le ha chiesto qualcosa? No, per Domenico no. Mi sembra che io ho dichiarato che i soldi erano perché Domenico era stato arrestato, però io l'ho rilette quelle cose, insomma, però anche lì io ho fatto un sacco di confusione. Io i soldi a Domenico li ho chiesti dopo che lui era uscito per la seconda volta. Per la prima volta, non mi ricordo. E se Romina mi chiamava per i soldi è perché avevo chiesto soldi a lei. Allora, io faccio questa contestazione. Dopo che Domenico Casamonica è stato arrestato, non mi riferisco all'ultimo arresto, ma ad un arresto di qualche anno fa, dice lei, che del resto ha detto che era amico intimo, allora di Domenico Casamonica. Lo avrà saputo che è stato detenuto 7 anni? No, e se no che amici siete? Hanno cominciato a cercarmi Casamonica Consiglio, detto Simone, Casamonica Luciano e Casamonica Giovannina, detta Romina, i quali reclamavano la restituzione del debito sostenendo che parte della somma consegnatami da Domenico era stata versata da loro. Conferma? Che l'ho detto sì, ma non è andata così però. Io ho fatto un sacco di confusione quel giorno. Ma quale confusione, signora Ravviso? Quale confusione? Quale confusione? Adesso abbiamo le prove documentali, adesso vi faccio vedere il contratto della casa, quale confusione?
Allora lei ha reso questa dichiarazione... Sto dicendo la verità oggi. Lei è libero... Lei, quale confusione? Mi faccio capire. Lei fa una dichiarazione molto circostanziale, che trova riscontro anche nelle conversazioni con la sua fidanzata. E lei dice, dopo che Casamonica domenica è stato arrestato, sono venuti a cercarmi gli altri e mi hanno chiesto i soldi per le ragioni che gli ho spiegato. Quindi, innanzitutto, me lo conferma o no? Che sono venuti a cercarmi per i soldi di Domenico? No, l'ho detto io. L'ha detto lei, però l'ha detto pure nelle intercettazioni, per fortuna. Va bene, andiamo avanti. Quante volte l'hanno cercata? Questo non me lo ricordo. Perché lei dice nelle intercettazioni che l'ho detto prima, quella del 23 luglio 2018, progressivo 4508, quando lei dice io ho cercato di limitare i danni, lo devono capire, non ho detto che sono stato minacciato, ho detto erano un po' insistenti, ho cercato di limitare i danni, ho solo detto che erano insistenti. Allora chi è che era insistente? Romina era un po' insistente. Ecco. Però insistenti è il plurale, come mi farebbe notare la difesa. Quindi chi sono gli altri insistenti? No, Romina era insistente. Gli altri insistenti. Era solo Romina. Mi chiamava lei. La chiamava lei. Lei in questo verbale fa riferimento anche a Casamonica Consiglio detto Simone, Casamonica Luciano, Casamonica Giovannina, come sta dicendo. Lei dice, successivamente mi hanno richiamato tante volte, anche dopo che avevo versato la somma prestatami, chiedendomi insistentemente altri soldi che chiamavano un regalino. Tali richieste erano motivate anche con la necessità di pagare le spese dei familiari detenuti. Sì. È capitato che Romina mi ha chiamato e mi ha detto, dice Marco mi fa un favore, mi presti 500 euro e mi servono, non mi ricordo, e tutto quanto. Io un giorno non ce la facevo più, ho chiamato Luciano per dirgli, Luciano guarda fammi una cortesia, c'ho tua sorella che mi sta a tartassare, gli dici per favore che magari sì, st'altra settimana gli risolvo e tutto quanto. E Luciano, quindi poi dopo Luciano ci ha parlato, non mi ha più chiamato Romina e poi giustamente una volta che Luciano si è messo in mezzo mi chiamava lui, dice ma dice, io gli ho detto a mia sorella che saresti passato, però dove stai, che fine hai fatto? Ma quante volte ti hanno chiesto questi soldi? Romina una volta, ma in una giornata mi ha chiamato e mi ha chiesto 500 euro, se gli prestavo 500 euro. Ma perché lei dichiara, tali richieste, di nuovo dice, erano molto insistenti, che poi è lo stesso termine che utilizza nelle intercettazioni, ma io ritenevo di aver saldato il debito, tuttavia, per placare in qualche modo le loro richieste, tante volte ho aderito alle stesse e ho dato loro somme dell'entità di 300-400 euro ogni volta, quindi sono più volte. Guardi, è capitato una volta. E perché dice così in questa conversazione? Che ho dichiarato a lei? Ma guardi, all'avviso, capiamoci, non è che salva i Casamonica con queste dichiarazioni false, perché ci sono le intercettazioni. Ma io non devo salvare nessuno. No, come no? Assolutamente. Vabbè. Senta, ma insomma lei perché dava queste somme senza nessun titolo? Perché non aveva avuto un prestito da queste persone? Perché le dava? No, da Romina io ho avuto un prestito di 500 euro. Da dove risulta? Qua non l'ha mai detto, nelle intercettazioni non risulta e a SIT, quando l'ho sentita io, dichiara mi chiedete per quale ragione ho pagato somme che mi chiedevano senza nessun titolo, non è che dice ho avuto un prestito, e vi rispondo che erano talmente insistenti che non ho potuto fare diversamente. Io a Romina gli ho chiesto 500 euro, quelli glieli ho chiesti io e me lo ricordo. E sicuramente lei è stata insistente nel richiedermeli e a volte mi ha richiamato, anche dopo che gliel'ho dati, dicendomi mi presti 500 euro e io magari ho capito, lei me la metteva sotto forma di mi presti, però sicuramente è perché li voleva in più. Ma tutte le persone che la chiamavano con insistenza chi erano? Romina, Perché ma è successo dice, un paio di volte. Le persone che mi chiamavano con insistenza e a cui nel corso degli anni ho consegnato le predette somme sono Casamonica Consiglio detto Simone, Casamonica Luciano e Casamonica Giovannina detta Romina. Loro mi chiamavano sempre per lo stesso prestito, ma non è nel corso degli anni. Cioè Simone mi ha chiamato una volta, Luciano l'ho messo in mezzo io chiedendogli se per favore parlava con la sorella di aspettare un pochino.
non è che mi hanno chiamato per anni. Ma guardi, è lei nelle intercettazioni che dice che l'hanno chiamata per anni. Tra l'altro le contesto, visto che oggi se ne sta uscendo con questo prestito da 500 euro che non era mai uscito, chissà chi gliel'ha suggerito, del resto noi la possiamo intercettare tutta la vita, lei dice: le somme di denaro che mi vedevano richieste nella telefonata di cui mi date lettura erano ancora una volta da ricondurre al fatto, secondo loro, al debito di euro 5.000 che io avevo estinto da anni e con riferimento al quale periodicamente continuavano a chiedermi soldi. Io preferivo rispondere al telefono per evitare di ritrovarmi quella gente fuori dall'agenzia. Sì, gliel'ho dichiarato io questo. E certo che l'ha dichiarato, ci mancherebbe altro. Se lo ricorda? Sì. E non fa nessun riferimento a questo debito di 500 euro. Gli devo dire la verità? Certo. Allora, durante quell'interrogatorio, gli avevo appena ammesso che da Domenico mi ero fatto prestare 5.000 euro e io nell'interrogatorio ho voluto volontariamente, ma ho pensato che se dicevo che anche Romina mi aveva prestato 500 euro facevo altri casini. E ho detto una stupidaggine, l'ho detto apposta. Va bene, andiamo avanti, ma guardi che andiamo avanti per parecchio. Allora, posso Senti, pubblico ministero? se è un'opposizione, prego avvocato, se no mi faccio continuare l'esame per cortesia. Sì, ma su questo punto, se posso, Presidente, se posso interrompere un attimo, perché lei ha parlato giustamente di etica, allora faccio anch'io questo richiamo, perché lei ha contestato una parte di questa intercettazione. Se lei l'avesse contestata per intero, Quale? questa intercettazione la quale ha parlato relativamente alla telefonata il 25 novembre. No, io non ho, questa ancora non l'ho contestata. Ha detto testualmente, erano ancora una volta da ricondurre secondo a quanto debito di 5.000 euro che io avevo iscritto da anni. Come sempre. Quindi lei dice, ha contestato al testimone che effettivamente è vero che più volte avevano richiesto somme prestate a suo tempo da Avvocato, scusi che mi dicono Ora, che non la invece, sentono. Avvocato Giraldi, non la sentono. Non la sentono. Prego, sì, scusi. Nella seconda parte, la seconda frase, ma è sempre la stessa intercettazione, si chiarisce: ma Simone e Romina pretendevano che io dessi loro anche a loro. Poi ho dato a Simone e Romina la somma di euro 300 o 500 che cambia Ma poco. non era arrivato ancora qua. E appunto, perciò secondo me contestare soltanto la prima parte vuol dire mandare fuori strada il test. Però non è possibile continuare così, cioè non è possibile. Io sto facendo con molta difficoltà un esame e l'avvocato anticipa dei temi di prova su cui ancora non ho fatto domande, ma si può andare, e si tira pure in ballo d'etica, ma si può andare avanti così? Io non lo so. Avvocato, io spero che non abbia capito, dai, diciamo così, spero che si stia confondendo, perché mi sembra molto chiaro quello che sto dicendo. Prego. Nel corso di questo verbale è stata detta la telefonata con Casamonica Simone e Casamonica Romina del 25 novembre del 2015, progressivo 1477, se la ricorda? Sì. In questa conversazione le leggo un passaggio. Lei dice: "Ah, bello Simò", e consiglio Casamonica le dice: "Allora che dici, t'ha chiamato mia sorella?" E lei dice: "Ho parlato pure con Luciano prima", e poi le passa Casamonica Romina che le chiede 300 euro in questa intercettazione, come possiamo leggere tutti. Lei davanti a questa intercettazione dice: "Come emerge dalla conversazione, quel giorno io avevo già parlato con Luciano e avevo promesso che gli avrei dato qualcosa", quindi a lui, a Luciano, "ma Simone e Romina pretendevano che io dessi soldi anche a loro. Poi ho dato a Simone e Romina la somma di euro 300, così come avevo promesso nel corso di quella telefonata". Me la conferma questa dichiarazione?
Però scusate, i tempi dell'escussione li decide chi escute? No, nel senso li decide chi escute. Poi un conto è scusate, è inutile che parlate contemporaneamente perché tanto non si capisce. No, proprio qui non si sente assolutamente nulla. Dico che i tempi di un'escussione li decide chi escute. Poi un conto è fare una contestazione di un verbale e farla in modo irregolare, incompleto, travisante, in modo che quello che emerge sia diverso. Questo è diverso. Prego. Senta, poi a un certo punto Casamonica Domenico viene scarcerato, se lo ricorda questo? Era detenuto dal 2008, il suo amichetto sì. Casamonica Domenico, se lo ricorda? Gli scriveva quando era in carcere? No. E che amico è? È andato mai con lui, ha provato? Non prende in giro così comunque. No, prende in giro perché lei ha fatto tutta una serie di affermazioni, ha dato da pensare che avesse un rapporto strettissimo con questa persona. Non è vero? Se no quello sì, comunque no, lei deve dire la verità, signor Albiso. Io ho la sensazione che lei ha detto il falso ai carabinieri, ha detto delle cose secondo quello che dice oggi false davanti al PM, cioè lo sa che quando parla ai carabinieri, quando parla al PM, quando parla al tribunale deve dire la verità. Lo so benissimo, ma e ogni condotta di falso costituisce un reato, ne è consapevole questo? Ne sono consapevole. Sì, meno male. Vedo che la sua etica però la preoccupazione unica sua era quella di andare ad avvisare qualcuno di quello che lei aveva dichiarato, no? Io gliel'ho spiegato, purtroppo quel periodo l'ho fatto. Il segreto investigativo lo conosce, che lei non doveva fare dichiarazioni su quello che aveva dichiarato o è qualcosa che le sfugge? Quindi non faccia battute e risponda alle domande. Allora, il suo amico Casamonica Domenico, dopo quasi 7 anni, viene scarcerato il 13 maggio 2015. Dove era stato detenuto? Non lo sa. Sì, se non sbaglio in Sardegna. In Sardegna, sbaglia. Se non sbaglio. Gli ha scritto mai in carcere? No. No. Allora, comunque viene scarcerato. Vi rivedete? Vi rivedete? Sì. Vi raccontate gli ultimi 7 anni? Ci siamo rivisti, ci siamo incontrati al bar, mi ha raccontato com'è stato e tutto quanto, quello sì. Ecco, le ha chiesto somme di denaro? No, in quel momento non dovevo dargli soldi. Io gliel'ho chiesti quando è stato scarcerato. Guardi, lei sta cercando di fare confusione, ma non ci sta riuscendo fino in fondo, perché le contestazioni sono puntuali, le intercettazioni pure. Perché lei dice, Domenico non mi chiamava, era detenuto. Per quello che ricordo era detenuto anche Massimiliano. Poi io gli ho contestato una conversazione che è il RIT 714916 progressivo 112, in cui lei parla con Casamonica Domenico, è del 15 ottobre 2015 e dice: Ami, non ti incazzare, domani alle 4 ho fatto tutto, ti prego non ti incazzare, senza che sto girando come una trottola, senza che mi richiami, domani alle 4. Perché dice così? Perché gli dovevo ridare i soldi che mi aveva prestato. I 5.000 euro che lei ha dichiarato anche nelle intercettazioni di averne restituiti 10.000, io glielo insisto ancora, glielo ribadisco. Va bene. Davanti a questa conversazione, a questa contestazione, lei dice, perché io le faccio la stessa domanda che gli ho fatto oggi, gliel'ho fatta 4 anni fa, lei dice, una volta uscito dal carcere, anche Casamonica Domenico ha iniziato a chiedermi con insistenza somme di denaro, dicendo che lui si era fatto 7 anni di carcere e che dovevo aiutarlo. Se la ricorda sta cosa? Gli ho già risposto prima del perché gli ho detto così. È riuscito a respingere queste richieste? Ma non esistono queste richieste, gliel'ho detto prima. Siccome gli avevo appena ammesso che Domenico mi aveva prestato 5.000 euro, avevo paura di dire di fare lo stesso sbaglio nei confronti di Romina e quindi ho detto il falso, se vuole dico così, non è un problema, dicendo che Romina non mi aveva prestato niente e che il debito era sempre lo stesso. Ho fatto confusione. Ha fatto confusione. Signora Labbiso, scusi, ma lei sa che il reato di falsa testimonianza è un reato che è punito? Sì, io lo so. Sì, però no, perché lei parla di queste cose come se fosse una cosa così semplice. No, però io devo dire la verità, gli sto ammettendo che quel giorno davanti alla procura le dichiarazioni su questo debito di 5.000 euro ho detto io
una cosa che non era così, per paura di continuare a sbagliare. Quindi lei accusa di ulteriori condotte di reato delle persone falsamente, quindi li calunnia sostanzialmente, perché accusi Casamonica di averle chiesto del denaro che non le hanno mai chiesto in questo frangente, Domenico, in quest'ultimo passaggio. No, ho cercato di dire che le motivazioni per cui mi chiamava Romina non erano per soldi prestati direttamente da lei, ma erano per un debito che ormai avevo già ammesso. Stupidamente ho detto questo e magari invece ho fatto peggio, ma io in quel momento... Se lei si facesse guidare dall'etica che la dovrebbe, no, compenetrare, di dire la verità in qualunque contesto lei si trova, forse non dovrebbe arrampicarsi sugli specchi adesso per dare una giustificazione. Guardi, veramente... Beh, quello è quello che appare a chi l'ascolta. Lo so. Io oggi purtroppo, tanto ormai ho detto tutta la verità a tutti, a mio padre, a tutti quanti, quindi oggi dico la verità. Le cose sono andate così. Poi, se giustamente ho sbagliato quel giorno davanti la procura, io glielo sto dicendo e avrò sbagliato. Qui io non ho capito ancora, cioè qual è la risposta? Quando lei dice, quando è uscito dal carcere Domenico mi ha iniziato a chiedere i soldi. Non è vero. Non è vero. Quindi è una calunnia nei confronti di Casamonica Domenico. Coraggioso lei. Senta, ma quindi non c'erano delle richieste di soldi da respingere in qualche modo? Ma da respingere nel senso sì, perché comunque non li avevo da ridarglieli. Allora glieli chiedeva? A Romina. A Romina. Però lei qua sta parlando di Domenico, dice non sapevo come respingere quelle richieste e ho cominciato a dare anche a lui somme di denaro periodicamente nella misura di 400-500 euro ogni volta. È falsa questa richiesta? Dei 5.000 euro che mi ha prestato? No, ma lei qua non parla di 5.000 euro, dice che ha abbondantemente pagato il debito. È falsa pure questa dichiarazione? Ho detto io così, ma non è così. Ok. Senta, quando è stato, si ricorda quando è stato l'ultima volta che, sempre in queste dichiarazioni che ha reso, quando sarebbe stata l'ultima volta che ha pagato? No, questo non me lo ricordo. Che lei ha dichiarato sempre in questo verbale, è del 30 settembre, ribadisco, l'ultima volta che gli ho dato somme di denaro è stato qualche mese prima dell'estate. Non ricordo esattamente quando. Non me lo ricordo. Stiamo parlando di Domenico. Sì, non me lo ricordo proprio questo. Non se lo ricorda, per fortuna se lo ricorda la sua fidanzata delle intercettazioni e lo dice. Ricorda se è riuscito a quantificare in qualche modo questo debito che aveva nei confronti di, almeno per quello che dice in questo verbale Farrocco, nei confronti di Casamonica Domenico? Si ricorda, a un certo punto noi le diciamo ma quanto gli hai dato da quando è uscito dal carcere? Era uscito a maggio 2015, era il settembre 2016 e abbiamo chiesto quanto gli hai dato? Si ricorda cosa ha detto? No. Si ha detto non riesco a quantificare l'esatto ammontare delle somme che ho consegnato a Casamonica Domenico, sicuramente gli ho versato somme di denaro del predetto ammontare, cioè 400-500 euro in diverse circostanze. No, non è vero. Non è vero. Senta, allora lei stava dicendo che è abitato in via delle Cave da quando? Dal 2006-2007, non mi ricordo. Dov'era esattamente questa casa? Via delle Cave 45. Ce l'ha ancora? No, è stata venduta. È stata venduta. Quando è stata venduta? 2012. Ma questa casa di chi era? Sua o di suo padre? Era mia, intestata a me. Sì, intestata a lei, ma perché era sua o intestata a lei per altre ragioni? No, perché era intestata a me, perché mio padre me l'ha intestata a me. Era mia. Allora io vi contesto che lei ha detto, sempre in questo verbale, in realtà la casa era intestata a me per motivi fiscali, ma di fatto era di proprietà di mio padre. Conferma? Sì, sicuramente l'ho detto, sì. La prima dichiarazione su contestazione che conferma. Che casualità. Senta, quanto ha percepito per questa casa? 280.000 euro. Ecco, però io le contesto che le abbiamo esibito il contratto che abbiamo anche prodotto, Presidente, nel corso di una precedente udienza. E lei in questo verbale ha dichiarato
la casa è stata venduta per la somma di 350.000 euro. Tale somma è stata, vabbè, poi vediamo a cosa è stata destinata. Dall'atto di vendita risulta un prezzo inferiore rispetto alla somma che abbiamo percepito, ma non ricordo in che misura. Poi le viene contestato che nell'atto di vendita è scritto 2,80 e lei ha dichiarato: confermo, il prezzo indicato era 2,80 e la differenza, cioè 70.000 euro, mi è stata consegnata in contanti, mentre la restante somma risultante dall'atto è stata accreditata sul mio conto, non ricordo se con bonifico o con assegni circolari. Ora, signor, abbia pazienza. Almeno questo, cioè che ha percepito 350.000 euro e non 2,80, si può dire, me lo conferma? Certo. Ecco, non male. Ecco, quindi lei nel 2012 percepisce 350.000 euro. Come li spende? Allora, di quei 350.000 euro, 90.000 euro, 90-95 sono andati per estinguere il mutuo che c'era su quella casa. Ok. Per estinguere il mutuo che c'era su quella casa al Banco di Brescia. Benissimo, io le contesto solo per la precisione che lei ha dichiarato. Tale somma è stata destinata in parte, cioè euro 80.000, per estinguere il mutuo contratto per la predetta abitazione. Poi però, su più avanti... No, avvocato, stavo... Guardi, ho messo la fresa, stavo leggendo, ma lo dice dopo. Però se facciamo finire così viene anche nella registrazione compiuta, perché sennò non si capisce. È completa la sua contestazione? Presidente, come potete leggere anche dalla trascrizione, io non avevo terminato la contestazione. No, è evidente questo, per questo le sto chiedendo se deve completarla o aveva le rifacciamo concluso. la domanda quando le esibiamo il contratto e lei dice in realtà non l'intera somma, 2,80, è stata accreditata sul mio conto, perché una parte nella misura di 80/90 è stata girata su un conto del Banco di Brescia per estinguere il mutuo, di non 90-95, qua Vabbè, non sa se 80-90. 80-90. Conferma? Sì. Ok. E questo è, diciamo che sono 90, va? Così la difesa è più contenta. Poi andiamo avanti. Poi 100 e passa, penso, guardi, di preciso non ricordo, ma stiamo fra i 115 e i 125 sono andati, che ho ancora una causa in corso, su un'altra casa a Santa Maria delle Mole, e ci sono gli assegni circolari che sono stati dati e tutto Ok, quanto. e lei qua dice 120.000, conferma? Sì. Ok, andiamo avanti. Poi? E 30.000 euro li ho ridati a mio padre. 30.000 euro li ha dati a suo padre? Sì. Aspetti, perché io questa dichiarazione non me la ritrovo. Vabbè, non me la segno, 30.000 euro al padre. Allora, vorrei sapere, lei in quel periodo pagava un canone di affitto per l'abitazione? Io ho abitato per un periodo a Santa Maria delle Mole, se non sbaglio, sì. Quindi Lei non ha ho dichiarato. capito, pagava o no? La risposta qual è? Sì, a Santa Maria delle Mole pagavo un affitto. Pagava. Sì, ma io le ho fatto una domanda precisa che è la stessa che le ho fatto oggi. Lei mi ha perché ovviamente volevo capire quali erano le sue spese. E lei ha dichiarato: il canone per la locazione dei locali in cui è ubicata l'agenzia lo paga mio padre. Sì. L'abitazione in cui risiedo è di proprietà di mio padre e non pago affitto né altre spese. Quando ho venduto casa, no, abitavo lì. Sì, giusto. Quando ha venduto casa? All'epoca era sposato? Quando ho venduto casa, no, mi ero lasciato da poco. Aveva figli? No. Ha fatto un viaggio in giro per il No, mondo? ero pieno di debiti. Era pieno di... insomma, gli hanno dato 350.000 euro. Quindi io le contesto, spero di non sbagliarmi, che non ha dichiarato di aver dato 30.000 euro a suo padre, almeno io non me la ritrovo, questa dichiarazione, ma la difesa è attentissima, eventualmente se c'è me lo evidenzierà. Allora, io vorrei capire. 25.000. Allora, facciamo i conti. 120 per la casa, 90.000 per il mutuo, sono 2,10. 25.000 a suo padre, sono 2,35. Ha comprato una moto? Sì.
Quanto l'ha pagato? Guarda, se non sbaglio intorno ai 12-12,5, non mi ricordo. Vabbè, qua dice 11 o 12, vabbè, ma facciamo 12,5. Faccia quello che ho detto quel giorno, cioè sinceramente non me lo ricordo. Questa il prezzo volta posso preciso. fare quello che ha detto quel giorno? Sì, per carità. Su quello non ha dichiarato il falso. Meno male. Senta, restano 100.000 euro abbondanti. Dove sono finiti? Ci ho pagato i debiti. Ci ha pagato debiti. E che debiti? Lei ha dichiarato di non avere spese, No, sostanzialmente. no, debiti miei che ho contratto di quel periodo. Ecco, vede Presidente, tutto questo non è corretto, perché il testimone nel verbale che sta leggendo il pubblico ministero non ha detto una volta, ha detto più volte di avere un sacco di debiti, di ricevere richieste insistenti attraverso telefonate ed altre cose. Quindi perché dice lei ha detto che non aveva più debiti? Dove? Ma io non so. Lei mi costringe a anticipare il contenuto del mio controesame. E allora non faccio opposizione. No, siccome ci dà lezioncini di morale, di ontologia, cose eccetera, Sì, avvocato, lasci perdere che forse qualche ripasso lo dovrebbe fare anche lei. Grazie per l'anche. Io per primo, ma poi viene dietro pure lei. Va bene, Grazie. prego. Allora, signor Adabiso, io le leggo questa dichiarazione che ha reso lei su queste medesime domande. Non sono sposato e non ho figli, e già l'abbiamo detta. Da diversi anni, cioè dal 2010, non sono più mero stipendiato, una mia partita IVA guadagno mediamente 1.400 euro al mese, somma esente da tutte le spese perché, come ho già detto, le spese le affronta mio padre. Poi alla fine dice: in effetti ammetto che gran parte delle somme provento dalla vendita della casa e di cui non sono stato in grado di spiegare la destinazione sono state utilizzate in questi anni per far fronte alle continue richieste di Casamonica Consiglio, Casamonica Luciano, Casamonica Giovannina detta Romina, Casamonica Domenico. Allora? E ci sono tante intercettazioni che adesso le leggerò che confermano che la casa si è venduta per dare i soldi a questi signori. Allora? È quello che ho dichiarato, ma non è così. Perché io ho detto, gli ripeto per l'ennesima volta, a mio padre, la mia compagna e tutto quanto, che loro mi chiedevano soldi in più e tutto quanto, e io quel giorno, in confusione e tutto quanto, ho voluto confermare tutte le stupidaggini che ho detto a mio padre e alla mia compagna. Io con quei soldi ci ho levato tutti i buffi, detto volgarmente, che avevo, ma che ho contratto, diciamo, con mezza Roma. Perché veramente ho chiesto i soldi a tutti, fra cui mio cugino, mio zio, l'ex mia ragazza, mio padre, tutti. Quindi lei sostanzialmente accusa delle persone innocenti di estorsione per non dire che ha fatto i debiti con suo cugino? Sta dicendo Sì. questo? Benissimo, allora facciamo un po' i conti della serva. Mi dica bene che debiti ha avuto, con chi, come Non le me lo sono ricordo stati dati i questo. soldi e Non- come li ha restituiti. Non me lo ricordo proprio questo. Sinceramente non me lo ricordo. Non Cioè, se lo ric- Senta, ma come fanno a ricordarsi circostanze così importanti che riguardano la sua vita? perché ho voluto rimuovere, sono andato anche dallo psicologo per questo motivo. Ma lei ha fatto una rimozione totale, cioè accusa per cose false persone che non hanno commesso dei Fortunatamente reati, sì. poi invece non ricorda circostanze così importanti che riguardano, non parliamo di 50 anni fa. Che gli devo dire? A chi dovevo dare questi soldi? Certo, questa è la domanda. Siccome sinceramente, lei ha guardi, detto veramente- l'ho utilizzati per pagare i debiti, le Sì. viene chiesto quali sono questi debiti, di Poi, che guardi, importi e può chi ha essere pagato. pure che Non mi una parli parte me ne sopra, Mi scusi. aspetti che finisce la domanda e poi lei risponde. Questa è la domanda che le ha fatto il PM. Chi ha pagato, quando ha pagato e quanto ha pagato. Non me lo ricordo proprio. Questo veramente non me lo ricordo. Ho restituito i soldi a mio cugino, a mio zio, quello sicuramente. Un po' di soldi ci ho continuato a campare e ho continuato a fare altre stupidaggini. Aspetti, microfono spento, pubblico ministero. Scusi Presidente. Allora, visto che stiamo parlando di più di 100.000 euro, lei adesso mi deve spiegare esattamente, con calma e con pazienza, facendo mente locale fra tutti questi amici filantropi che ha, chi gli ha dato questi soldi, come gliel'hanno dati, perché gliel'hanno dati, quando li ha restituiti e come li ha restituiti.
Guardi, gli devo dire la verità, non me lo ricordo, non lo so, non me lo ricordo. Cioè io di quel periodo ricordo poco e niente. Cioè, veramente. Come fanno a ricordarsi 100.000 euro? Mica parliamo di 1.000 euro, 50 euro, 100 euro, scusi, Cioè, non lo so, però non me lo ricordo. Se lo devo dire precisamente a chi, come e quando, non me lo ricordo. Io non so chi gli devo dire. I nomi delle persone, gli importi dei debiti che avevano, cioè non è che pretendiamo che lei spacchi il capello in quattro, ma insomma penso che su questo dovrebbe essere in grado di rispondere. Allora? Io gli ripeto che purtroppo non mi ricordo niente di quel periodo. Sicuramente ho ridato, mi pare, 20 o 15.000 euro a mio cugino Giorgio, altri 15.000 euro al fratello Andrea. Ma come? Guardi, adesso sta facendo nomi delle persone, poi vediamo se è vero. Come gliel'hanno dati? Come gliel'hanno dati questi soldi? Con un bonifico? Neanche tutti insieme, io ogni tanto gli Vabbè, chiedevo, ma con un assegno ci sarà una tracciabilità di questi soldi. O ogni gliel'hanno tanto dati 1.000 in contanti euro, ogni come tanto Casamonica? 2.000 euro. Cioè, gli ripeto, basta con sta storia, non ce la faccio più. Lo sappiamo. No, guardi, signora Labiso, purtroppo non funziona così. Lo so, però io mi sono tirato fuori dai miei problemi più di 4 anni fa e oggi sto qui ancora a dovermi giustificare di buffi che ho fatto io. Ascolti, da quello che racconta lei ci sta per le cose false che lei ha detto. È lei stesso che ha detto Dovrò mettere un avvocato allora, visto che fino ad oggi credevo in un servizio. Sicuramente. Il tribunale valuterà la sua deposizione certamente all'esito. Senta, nelle intercettazioni però sia suo padre sia lei, parlando con Formica e con la sua fidanzata, fa riferimento alla vendita della casa connessa al debito con i Casamonica, perché lei dice conversazione del 28 aprile 2016, progressivo 1650, RIT 25-25-16 con suo padre quando esce dalla caserma dei Carabinieri. Io ci ho avuto problemi, tutto quanto, e allora sti cazzi, perché lei è proprio convinto di questa opinione, diciamo, potevano intervenire prima, io che cazzo dovevo fare? Ormai sta qua. Ho rovinato il rapporto con mio padre, dice lei, per ridarglieli. E suo padre dice, mi sono dovuto vendere l'appartamento e non rompete il cazzo. Ed è la prima. Siamo ad aprile. Poi, con la sua fidanzata, 30 settembre 2016, progressivo 3450, RIT 5410 2016. Le racconta più o meno quello che è successo in procura. Lei dice, quindi hanno voluto sapere, sta casa tu l'hai venduta per colpa loro? Per colpa, cioè, quanto prendevi al lavoro? E lei dice, sapevano tutto. Poi parla con Formica, la conversazione è del 24 ottobre 2016, progressivo 4902, RIT 6130/16, sempre racconta l'escussione in procura e dice no, perché mi devi dire quanto gli hai dato? Perché ti sei venduto la casa per questo, cioè su tante cose uno alla fine non sapeva più manco che dirgli, cioè a noi, perché questi, cioè noi, c'hanno tutto. Ha capito? Quindi lei non è che lo ha detto solo al pubblico ministero nel 2016 calunniando i poveri Casamonica, che già hanno tanti problemi, ci mancava solo la calunnia sua, ma lei lo dice ripetutamente pure nelle intercettazioni. Quindi non so, signora Labiso, come ci dica lei, che cosa... No, ma dico cosa? Che mi sono venduto una casa? Ma lei dice che non sa giustificare una somma di euro 100.000, più di 100.000 euro. Non me lo ricordo, non so cosa dirle, non lo so. Non facevo altro che uscire la notte e giocarmi i soldi, non bevevo, cioè non lo so. Ma che gli devo dire più di questo? Cioè,
Io capisco che lei vorrebbe che ben chiaro scritto, però non lo so, non lo so veramente. No, Ma glielo posso giurare ancora 1000 volte, non me lo ricordo. Sono andato dallo psicologo e tutto quanto, la notte bevevo, e facevo altre cose, giocavo a poker, giocavo alle macchinette, a tutto. C'avevo gente tra cui mio cugino che mi telefonavano in continuazione per i soldi. Ho pensato di buttarmi dal 7° piano, cioè non lo so, non me lo ricordo. Adesso mi alzo tutte le mattine e vado a lavorare, ho un bambino di 10 mesi, ho completamente rimosso quel periodo. Mi vuole accusare di questo? No, sinceramente ho fatto bene a rimuoverlo, perché se no non avrei più campato, solo coi ricordi. Solo coi ricordi non mi avrebbero fatto più campare. Quindi sta dicendo che è scattato un meccanismo di rimozione, cioè proprio da un punto di vista psichiatrico, intendo. Ma è stato Io questo non glielo so definire il perché, io so che non me lo ricordo. Gli ha detto lo psicologo questo? No, io gli ho detto che sono andato dallo psicologo per uscire a campare, non per dimenticare. Senta, le esibisco un album fotografico, che è quello che è stato esibito in occasione delle discussioni in procura. Non apprezzo. Allora, diamo atto che il pubblico ministero chiede che venga esibito al testo un album fotografico contenente 25 fotografie. 25 fotografie. Se ho capito bene, già esibito nel corso delle indagini lo stesso album è quello fotografico? esibito in occasione delle discussioni in procura del 30 settembre 2016. Allora, prego, signora, ci dica chi riconosce. Massimiliano, Domenico, Foto numero? 1 e 2. È sempre Massimiliano? Come? Deve dire, foto numero 1, Tizio. Foto numero 1 Massimiliano, foto numero 2 Domenico. Sì. Ok. Poi? Domenico. 3 e 4 non li conosco. Vado avanti? Sì, sì. 5 e 6 non li conosco. 7 è Peppe, il fratello grande di Domenico. E 8 no, non mi pare, almeno che non è il fratello piccolo di Domenico, ma non ricordo il nome. Lei 8 ha detto l'altra volta, riconosco il fratello piccolo di Casamonica, Massimiliano, di cui non ricordo il nome. Quello che gli ho detto adesso. Poi? Il 9 è il figlio di Peppe. 10 non lo conosco. 11 non lo conosco. Cicillo. Quale foto è? Come? Cicillo qual è? È il 12. 13 è Simone. 14 che dovrebbe essere Luciano. 15 no, non lo conosco, non mi ricordo. 16, 17 e 18 non le conosco. 19 Andrea. 20 non lo conosco, 21 è Romina. 22 e 23 non li conosco. 24 è Domenico. Scusi, qual è Romina? La 21. Domenico quale, scusi, perché ha già riconosciuto un altro come Domenico. Romina, Presidente, Romina. No, No, il no. 24 è Domenico Spada. Ha detto che ha riconosciuto nella foto numero 24 Domenico, ha già riconosciuto in precedenza Sì, Presidente, una persona Domenico come Spada ha Domenico. detto. Ecco, non aveva precisato, volevamo che precisasse. 25 non lo conosco. Senta, lei ha detto foto numero 19 è Andrea. Chi è Andrea? Un loro cugino. L'ha mai visto in Vicolo di Porta Furba?
Oh, chi è l'avvocato che è arrivato? Avvocato Cianferoni, Foro di Roma, saluto il Tribunale. L'avvocato Mi rimetto la Cianferoni. toga. E l'altro avvocato invece? Ce n'è un altro? No, sono due mie praticanti innocue. Ok. Grazie. No, quindi è l'avvocato Cianferoni. Cianferoni. Le ho chiesto se ha mai visto Andrea, il loro cugino, in Vicolo di Portafurba. No, se non ricordo male no. Perché lei, quando è stato esibito quest'album, ha detto: l'ho visto, il soggetto ritratto nella foto numero 19, l'ho visto nel Vicolo di Portafurba, non so come si chiami. Oggi ha detto come si chiama, conferma di averlo visto nel Vicolo di Portafurba? No, confermo di ricordarmi che si chiama Andrea. Quindi ha dichiarato il falso pure su questo? Oddio, Va bene. Senta. Allora, vorrei sapere, adesso andiamo insomma ai vari avvicinamenti che ha fatto lei. Esce dalla procura 30 settembre 2016 e si mette in contatto con Marco Marino. Vorrei sapere chi ha incontrato poi. dopo che ho sentito Marco Marino. E Romina e, se non sbaglio, la sorella. Che si chiama? Non lo so. Qua dite Lauretta. Lauretta, sì, giusto. Conferma, quindi è la sorella di Sì. Romina, Lauretta. Senta, ma lei ha chiesto lei questo incontro o è stato costretto a fare questo incontro? No, l'ho chiesto io. Perché io le contesto che quando è stato sentito, cioè nelle intercettazioni, quindi no, 30 settembre 2016, progressivo 3563 RIT 54 10 2016, lei ha dichiarato: parla con Marino Marco, e Marino Marco dice: io l'ho incontrata l'ex tua ragazza Lauretta, no? Ma questa vada insieme delle Lauretta? No, perché una mia ex ragazza si chiama Laura. Quindi era un modo per eludere eventuali intercettazioni? Evidentemente non ci siamo riusciti. Quindi sì è la risposta? Sì. Dice: quando te volevi pigliarna Poi per il... sinceramente è una cosa che ha detto Marino Marco, cioè, comunque sì. Vuole ritrattare pure quello che No, ha detto no, Marino assolutamente. Marco? Non C'è posso. spazio per tutti. Ah, non può. Allora, lei dice, Lauretta dice: quando te volevi pigliare un aperitivo? E ripeto, è il 30 settembre 2016, sono le ore 18:03, lei è uscito dalla procura da 5 ore. E lei risponde: ti dico la verità, non è che mi piacerebbe tanto vederla. E Marino Marco la tranquillizza, dice: ma con tranquillità, ma la porto io da sola, oh, come per dire, non è che ti porto altre persone. E lei dice: ma digli lunedì. Conversazione successiva, progressivo 3582, 18:23, quindi 20 minuti dopo. E Marino Marco, che in questa conversazione da solo, la chiama e le dice: oh, ma ti ho sentito strano prima, ma in tutta tranquillità, perché Lauretta vuole capire un po' meglio da te, perché io mo guardo la cosa come me la può essere scordata della suocera, capito, che ne so, insomma, insiste. Poi 3 ottobre, quindi 3 giorni dopo, ore 15:24, progressivo 5308, sempre Marino Marco la chiama e dice: oh, ma 10 minuti oggi per parlare con quella Lauretta ce l'hai te? E lei dice: ma io ce l'ho 10 minuti, sono sincero. E Marino dice: no, solo di quello vuole parlare, non gli frega niente. E ho capito, ma intanto è solo quello il problema. De che vuole parlare? Comunque dai, sì. Poi ore 16:38, stesso giorno, quindi dopo poco più di un'ora, di nuovo è Marino Marco, appuntamento alla Strega. Lei dice: falla venire alla Strega, che ne so. La Strega che cos'è? Un bar. È un bar. Senta, Pannolino chi è? Pannolino? Pannolino. Non ce n'ho idea. E Maestà chi è? Maestà.
Maità forse. Maità, È il fratello di Andrea. il fratello di Andrea, che si chiama? Mi pare Marco Guerino. Casamonica Guerrino, detto Marco, detto Maità. Ok. Lei sa che anche Maità, quindi il fratello di Marco, si era interessato in qualche modo dopo che si era saputo? Sì, ha fermato a Manolo al ristorante, gli ha chiesto ma che è successo a Marco e tutto quanto, so che l'hanno chiamato, ma che gli hanno chiesto e Manolo gli ha risposto, dice non lo so, non ti preoccupare che se ti doveva dire qualcosa a te l'avrebbe già detto. Fatevi i cazzi vostri, scusi la parola. E il progressivo è 13092 del 18/10/2016. Senta, lei quando si incontra con Romina le dice che è stato esibito un album fotografico con la sua foto? Sì? Sì. Ok. Senta, lei all'inizio di questa deposizione ha ammesso, ha detto non c'è niente di male, non c'è niente di cui vergognarsi, io sono d'accordo con lei. Dice che si è messo a piangere a un certo punto nel corso di una telefonata con la sua fidanzata dopo l'esecuzione della misura, se lo ricorda? Sì. Perché si è messo a piangere? Perché ero pieno. Eh? Ero pieno. Ero pieno. Ci può spiegare meglio? Come faccio a spiegarglielo? Di tutto, della vita che facevo, dei debiti che avevo, di voi che mi avete chiamato. Ovviamente noi la chiamavamo da 1 anno e mezzo, che queste sono conversazioni del 23 luglio 2018. La prima è la progressivo 4363, RIT 4150 2018. E subito dice, è uscito l'articolo sul giornale Serè col nome mio, di sti cacacazzi e di tutta sta operazione di Casamonica. Pare che li hanno arrestati grazie a me. Poi dopo un po' più avanti dice non ce la faccio più Serè, mi sono rotto il cazzo, mi sono rotto il cazzo. Lo sai che vuol dire questo? Dice a un certo punto, lo sai che significa questo? Che io devo pigliare un mitra e devo sparare a tutto o me ne devo andare da qua Serè. Ecco che vuol dire questo. Me la spiega questa dichiarazione? Perché io l'ho detta per tutto il corso dell'udienza, perché avevo paura che comunque qualcuno mi accusasse di aver sbagliato nei loro confronti. A me non piace questo. Non è quello che volevo fare perché non c'è niente da accusarli. Le spiego, siccome lei sta sostenendo da 1 ora e mezzo di avere sostanzialmente calunniato Casamonica, allora se poi viene fuori una calunnia, uno di solito si procura un avvocato, non si procura un mitra. Lei perché aveva bisogno di un mitra o di scappare? Perché in quel momento non ho ragionato. Quello che ho detto alla mia ragazza non ragionavo e probabilmente non lo avrei neanche fatto mai. Non sono capace. Comunque l'ho detto. Beh, insomma, un mitra, spero proprio di no. Senta, perché in questa conversazione la sua fidanzata le dice è proprio sbagliato, non devi fare perché gli permetterai per l'ennesima volta di essere padroni della tua vita? E lei risponde, oh, quello è, brava. Allora, me la spiega? Cioè, perché padroni della vita? Perché lei era al corrente di questo. Che erano i padroni della sua vita, Sì. di Casamonica? Sì. Ok. Lei era al corrente, io questo dicevo a lei. Ecco, lei questo diceva. Glielo dicevo tutti i giorni, tutti i giorni. Non solo e a poi lei. alla fine gli chiedevo i soldi. Non solo a lei, bisogna dire, lo diceva anche a altre persone. Allora, e questa è la conversazione in cui la sua fidanzata, io gliel'ho detta prima, le dice non credo che c'è la possibilità di parlare con qualcuno e andare a chiarire questa situazione con chi di dovere, non penso, no? E lei dice qua, a differenza di quello che ha detto a settembre 2016, va bene, fammi chiamare un attimo Marco Serè, fammi chiamare un attimo, fammi sentire un attimo. Marco Marino? Sì. Ok. Quindi sono le 14:23. Lei chiama Marco Marino, si incontra con Marco e quindi risulta dalla conversazione, lo dico per il verbale, 44:15 come progressivo, il RIT è sempre uguale, 23 luglio 2018. E poi si incontra con Marco Marino al Bar Valentini. Qual è il Bar Valentini? Piazza Tuscolo. Piazza Tuscolo. Questo risulta dalla conversazione del Piazza Tuscolo. 44 progressivo 44 33 15:47. Quindi alle 15:47 lei si dà appuntamento a Piazza Tuscolo con Marco Marino.
Ricorda che cosa gli ha detto Marco Marino in occasione di questo appuntamento? Sì, come no, Marco mi ha detto, dice sì, già so tutto, ti hanno chiamato, mi hanno fatto vedere, loro già avevano tutte le dichiarazioni fatte, e Marco mi ha detto, dice, ma non mi ricordo chi, gli ha detto, dice, vabbè, poteva dichiarare però che non ci conosceva e tutto quanto. Io gli ho detto, ma che dichiaro che non conosco nessuno, che hanno le intercettazioni e tutto quanto. Ho detto la verità e basta. Bene. E questa è la conversazione in cui lei dice basta, io non gliela faccio più, mi sono tirato fuori da tutto, che devo fare, non gliela faccio più, e insomma inizia a piangere. Andiamo avanti. Stesso giorno è la conversazione, il progressivo 4508 delle 17:16, delle 17:10, in cui lei parla ancora, questa volta con suo padre, ed è la conversazione che io prima le ho contestato più volte, in cui lei dice ma questi hanno chiamato Marco, ma devono capire che io ho solo limitato i danni, perché non ho detto che sono stato minacciato, lo dice ripetutamente in questa conversazione, gliel'ho detta prima, ho cercato di tamponare, eccetera, eccetera. Non ho detto esattamente quello. Come? Forse non ho detto esattamente. Gliela leggo, guardi. Per no, carità. no, sì, no, forse l'ho detto, ma il senso è che io non è che ho detto a Marco, non ho detto che sono stato minacciato. Alla domanda sei stato minacciato ho detto di no. No, lei dice testualmente questo. Io ho cercato di limitare i danni perché questi hanno chiamato, quando mi hanno chiamato sapevano già tutto, anzi io sulle dichiarazioni, loro mi chiedono pure, ma ti hanno mai minacciato? Gli ho detto di no. E gli ho detto, lei deve stare almeno in religioso silenzio quando parla il pubblico ministero, ha capito? Ma dove pensa di stare, signora Ravviso? No, guardi, io non... Allora stia in silenzio e cerchi di ascoltare. Gli ho detto, erano un po' insistenti, però non ci stanno minacce, niente. Gliel'ho detto, ma questi devono capire che io ho cercato semplicemente di limitare, cioè tutte quelle dichiarazioni che lei adesso sta assumendo essere calunniose, qua invece erano riduttive perché lei aveva solo limitato i danni. Quelli ci hanno scoperto, ormai volevano sapere le modalità e io ho cercato di tamponare, ma fino a un certo punto posso tamponare, poi dopo un po' continua. E poi loro hanno detto, ma per pigliarti sti soldi ti hanno mai fatto minacce? No, assolutamente, questo sta proprio scritto. E poi dopo un po' dice, io glielo dico proprio, ho cercato semplicemente di tamponare e ti ho pure difeso, se lo puoi capire lo capisci, stammi lontano e falla finita qua. Allora scusi, ma io vorrei capire una cosa, abbiamo arrestato 37 persone il 17 luglio del 2018, ma chi è che era andato da Marco Marino? Chi è chi? Chi è che aveva avvicinato Marco Marino? Non lo so questo. Non lo sa? No. Lei parla di una conversazione, adesso la troviamo, a un certo punto le dice Sabatì. Ma chi è sto Sabatì? Penso un loro cugino. Sì, è una domanda. È una domanda, avvocato. Faccia rispondere il teste. Prego. Chi lo devo chiedere? A lei? Lo so, perché le carte qualcuno gliele ha date, però chi è che è andato dai casa? Non lo so. Non lo sa. Ma lei ricorda cosa ha detto suo padre? Che suo padre le ha detto, lo so, ma mo questi qua, che sono quasi tutti spariti e sono rimasti gli altri a rompere i coglioni, dice suo padre. Si ricorda lei sì, cosa perché erano andati qualcuno a chiamare a Marco e a me è venuto da e dire suo padre che... giustamente dice, ma insomma hanno arrestati tutti, com'è? Chi è che è andato? Si ricorda lei cosa risponde? No. Lei dice, vabbè, ma quelli sono così, sono 10.000. Senta, sempre in questa conversazione c'è il passaggio che io le ho detto prima, cioè in cui loro spiegano a Marco Marino cosa lei avrebbe dovuto dire. A Marco gli hanno detto, se lui gli avesse detto che questi soldi ancora doveva finire di darceli, che ti ho prestato 5.000 e io ti chiamavo perché ne mancavano 1.000, dice non c'era la contestazione dell'usura, no? Che guarda caso è quello che sta dicendo oggi, ma guardi che combinazione. E lei dopo un po' dice, ma io fino a un certo punto posso tamponare, io posso dire che me li hanno chiesti senza minacce, eccetera, eccetera, eccetera. Presidente, io anticipo che all'esito dell'escussione del test, alla luce di tutte queste puntuali contestazioni, poi faremo una richiesta. Va bene. Per il momento... Non ho altre domande. Non ho altre domande. Parti civili hanno domande? Prego. Sì, avvocato Galasso per l'associazione Caponnetto.
qualche domanda, diciamo, di chiarimento, di riepilogo, ma questi 5.000 euro lei li ha ricevuti in prestito da chi? Da Domenico. Da Domenico. E li ha restituiti a chi? A Domenico. Quando? Li ha restituiti tutti per intero? Se non ricordo male, sì. E in che periodo di tempo? Prima che lui venisse arrestato a marzo. Cioè? Di Qualche anno, diciamo? No, assolutamente. Quale anno? Credo che non sia stato neanche un anno fuori. No, comunque, e poi no. non ha avuto altri rapporti di credito e debito con nessuno dei Casamonica? Con Romina e Simone e Consiglio, ma sempre per lo stesso debito, nel senso quei 500 euro che mi ha prestato Romina. Senta, ma lei perché, non ben capito, perché lei ha accusato ingiustamente i Casamonica? Allora io non è che li ho accusati, o comunque, sì, gliel'ho detto prima, siccome avevo appena ammesso di aver preso dei soldi da Domenico e in difficoltà durante l'interrogatorio, pensavo che ammettendo anche di averli presi anche da Romina, accusavo anche Romina. Ho negato, poi giustamente loro fanno il loro lavoro, mi hanno tirato fuori le telefonate e in quel momento sono andato in confusione. Sì, ma lei perché appunto accusava i Casamonica? Perché? Le ho chiesto la domanda, perché? Per quale ragione doveva accusare i Casamonica? No, gliel'ho detto adesso. Allora, io perché? avevo appena ammesso di aver preso soldi da Domenico. Poi loro mi hanno chiesto di Romina e tutto quanto, io nella mia confusione, siccome nel frattempo ho anche pensato, forse ho sbagliato a dire di Domenico, proprio perché avevo paura di tutto quello che abbiamo detto col PM, che il solo fatto di ammettere di aver chiesto dei soldi potevo averli messi nei casini anche se non c'erano interessi, io non sono esperto di questo, quindi stavo in confusione, non volevo fare lo stesso errore nei confronti di Romina, e ho detto semplicemente che Romina mi chiamava per i soldi di Domenico. Sì, ma lei poi questi li ha detti anche alla sua ex fidanzata, a suo padre, perché? No, quello io l'ho spiegato perché a loro gli ho detto un sacco di stupidaggini perché gli chiedevo soldi in continuazione. Guardi, si rivolga al microfono e si giri verso il tribunale, se no non capiamo quello che lei dice. A mio padre, a Serena, la mia compagna, io ho detto tante di quelle stupidaggini e quindi a volte loro pure dicevano ma ancora soldi? Dico sì, perché mi stanno a chiedere i soldi in più e tutto quanto, ma non era vero. Sì, ma dico, perché doveva accusare i Casamonica l'ex fidanzata? Poteva parlare di altri creditori, altri debiti che lei dice di avere. Ormai avevo detto quel tipo di bugia alla mia compagna. Sì, l'ho capito, dico, ma perché dire questa bugia? Perché dove indicare i Casamonica? Poteva dire qualche altro dei suoi molteplici creditori, che ha detto ne aveva tanti, ha pagato 100.000 euro. Guardi, questo non glielo so spiegare perché era uscito fuori con loro, perché comunque era la cosa più evidente che c'era, che questi 5.000 euro, e ho continuato su quella linea, sbagliando. Non ho altre domande, Presidente. Allora, chi vuole intervenire? L'avvocato Garcea, prego. Buongiorno signora Labiso, Buongiorno. Io sono l'avvocato Garcea e sono l'avvocato di Luciano Casamonica e di Lauretta Casamonica. Allora, cominciamo con Luciano. Mi dice Luciano, io perché naturalmente non avendolo vicino devo andare a quello che mi dice in tempi diversi da quelli immediati, che in tutta la vita vi siete visti 2 o 3 volte, è così? Sì. E mi ha detto che non le ha mai prestato soldi. Presidente, però c'è opposizione a questo modo di condurre il controesame, perché si mettono in bocca le parole di Casamonica Luciano, basta molto meno per farsi dichiarare il falso. No, allora guardi, questa volta non gliela posso passare. Peccato che non decida lei. No, perché io devo parlare, io non c'ero, non ho partecipato, non lo conoscevo, è la prima volta che vedo in vita mia il signor Alabiso
Non so i rapporti che ci fossero con Luciano, perché da 2 anni e 2 mesi mi è stato sottratto il mio assistito, con il quale non posso avere conversazioni se non a pezzi e a bocconi per telefono. Quindi Avvocato, io so scusi quello però, che mi- scusi, semplicemente che se lei fa riferimento a un dato processuale, cioè un dato interrogatorio di processuale. Luciano, o è una confidenza fatta a lei? Non si No, capisce non è detta una così. non è No, una- precisi allora qual è la fonte della sua La fonte dichiarazione. la fonte mia è Luciano Casamonica, gli ho detto. Sì, ma forse non ci siamo Dimmi il tuo capiti. Non è... No, gli ho detto, dimmi il tuo rapporto con Olabisa. E lui mi ha spiegato perché sente, perché Avvocato, naturalmente- scusi però, cioè se lei fa un esame lo deve fare sulla base di dati processuali, sì, quindi e su quello sto che sono facendo. confidenze fatte da Non Casamonica. è una confidenza. C'è un Presidente. verbale, è Lui ha la versione difensiva, perché sennò la farà lui la sua versione difensiva, lei gliela fa Sì, dire in sede di esame. Presidente, siccome lui ha detto che gli chiedevano i soldi Luciano, Simone e Giovannina, Sì. io voglio sapere quando Luciano ha chiesto i soldi e per chi. E questo ci mancherebbe, è ammissibilissima la domanda, prego. Per chi? Perché le aveva prestato dei soldi Luciano? No, io non ho detto che mi ha Mai. prestato dei soldi. Allora, per chi chiedeva i soldi? Perché le telefonava? Ci sono Scusate tre- però, se chiacchierate ci sono- noi non riusciamo a sentire l'avvocato Garcea. Ci sono 3 SMS, che poi è uno solo, in cui Luciano evidentemente l'ho telefonato, lui risponde con SMS dicendo esattamente queste parole. Allora, sono 3, però sono sempre dello stesso orario, quindi suppongo. Ciao Luciano, dice lei, scusami per ieri, ma ho problemi seri. Domani fino a fine mese chiudiamo tutto, finalmente ho fatto. No, Poi avvocato, scusi avvocato, sia gentile, perché non viene qua davanti a noi che la sentiamo meglio? Perché l'ultima parte della sua dichiarazione proprio non ci sono arrivate. Bene, allora aspetta. Così ci dice anche qual è questo SMS, qual è il progressivo. Sia gentile, venga avanti così Sono un piccio. la sente meglio anche il test. Allora, vengo con le carte. Signor Presidente della Cosenza, Ok. Prego, signor Presidente della Cosenza, prego. Casamonica Pasquale è rientrato. Grazie, allora è rientrato Casamonica Pasquale. Allora, riprendo? Adesso Sì, va sì, no, bene? con la mascherina, avvocato. Però mi devo levare la mascherina, non riesco a parlare, guardi, senza, mi ascolto. Non ce la faccio, mi dispiace, tengo così alzata, va? Vabbè, Così almeno va prendo bene, l'aria. va bene, va bene. Basta che ci dice il numero Allora, di progressivo le di stavo questo leggendo messaggio. I 3 SMS che ha fatto a Luciano Casamonica al settembre del 2016, in cui dice: ciao Luciano, scusami per ieri, ma ho problemi seri. Dammi fino a fine mese e chiudiamo tutto. Finalmente ho fatto e non sono, scusi il termine, non dico parolacce, No, legga quello che è cazzate, scritto. è tutto vero. Ti prego, fidati di me, ho sempre risolto tutto, fidami di te. Che Fidati progressivo di me. è, avvocato, questo? Queste parole. che Avvocato lei ha Garcea, scritto scusi, ci dice si il riferiscono progressivo? a che cosa? Avvocato, ci dice il progressivo, per favore, che lo annotiamo? Il progressivo di questo messaggio. Ritte progressivo? Il progressivo non ce l'ho, però è in quelle che lei ha chiesto al dottor De Santis con... sì, sono quelli là, sono 3. Aspetta. Ci abbiamo tutto, ecco qua. Allora, RIT è 6356-2015. Grazie. Progressivo? Poi, ora di registrazione 8 settembre 2015, non 16, scusate, ho sbagliato, e sono tutte e 3 fatte nello stesso ora, cioè a un minuto di distanza una dall'altra, quindi suppongo che non sapesse fare un messaggio unico, ne ha fatti 3. No, che gli SMS sono registrati sono in più messaggi. nel 2015, settembre 2015. E quindi il progressivo, mi scusi? Allora, se mi può rispondere su questo, queste... Guardi, Che ci devo fare?
chiedere se lui ha mandato questo SMS a che cosa si riferisse. Che l'ho mandato sicuramente sì, esce fuori. Ma Però Luciano le sinceramente aveva no. prestato dei soldi? No, che io No. mi ricordo no. E quindi si riferiva eventualmente, forse Luciano telefonava per qualcun altro? Presidente, però. Non se lo ricorda? Non me lo ricordo proprio, sono Perché sincero. non c'è l'SMS di entrata, c'è solo quello di uscita. Ma lei usava sempre il telefono di suo padre? Sì, sempre quello. Questo qui Maurizio si chiama suo padre. In che data ha venduto la casa? 2012? Quando? 2012 se non sbaglio. Nel 2012. Sì, c'è Quindi là. già siamo nel 2015 qua. Quindi il problema che lei dice ho risolto, fidati di me, a che cosa potrebbe riferirsi? Un'altra domanda le faccio. Ma lei No, ha aspetti mai che non ha... assunto stupefacenti? Avvocato, scusi, diamo atto che lei deve rispondere sì o no, signore Alabiso? Ha detto Non può no. fare così, perché se fa così noi non la stiamo videoregistrando. non mi Quindi ricordo il messaggio. E allora per quale- dica non mi ricordo, Non mi ricordo. ok? Se no non viene il senso della sua risposta. Sì, no. Dovrebbero essere i 241, 42 e 43, il punto 8 della richiesta del pubblico ministero. Allora, ecco qua. Sono attrezzata. Adesso sono attrezzata. Allora, volevo dirle, aveva risposto alla mia domanda. Ha detto, mi ripeta, ha mai avuto soldi da Luciano? No, No. Ha mai restituito soldi a Luciano personalmente? no. Questo SMS di cui le ho parlato, a che cosa si riferisce? Perché No, questo non me lo ricordo. non però. ricorda se Luciano ha telefonato, per esempio, per perorare la causa di qualcuno? Un Guardi, esempio. Luciano è successo come ho detto prima, l'ho chiamato io per dirgli Luciano mi fai un favore, gli dice Romina aspetta un attimo, quindi probabilmente è anche stato per quello. Cioè, Quante sicuramente... volte ha visto nella sua vita Luciano? Guardi, che siamo usciti insieme proprio mai. Quante volte? Però 4-5 volte in giro, non di più insomma. Negli ultimi 10 anni, diciamo? Ma sì, Poi un'altra cosa, lei per caso ha mai assunto stupefacenti? è capitato, sì. E quindi doveva approvvigionarsi? Sì. Oppure provvedeva lei anche ad approvvigionare gli altri? Non era una necessità primaria, magari è capitato che ce l'avevano degli amici, non era una cosa che mi interessava in primis. Senta, le risulta che Luciano sia andato via da Portafurba intorno al 2012? Non lo so questo. Non le risulta? No, non lo so. Non lo sa, ma lei continuava a incontrarlo lo stesso? Tutti i giorni a Portafurba? No. Lei sapeva se Luciano avesse denaro o delle sue sostanze personali? No. Cioè, Sapeva non lo so. Sapeva se Luciano Non mi risulta. lavorava? Sapeva che Luciano lavorasse? Non lo so neanche questo. Non ne sapeva niente. Quindi non avevate un rapporto stretto, non era una cosa... E vabbè, questa è la questione di Luciano. La questione invece che mi interessa particolarmente è che io ritengo che forse ci sia stato un errore di persona. Lei mi ha detto che aveva un rapporto affettuoso con Lauretta Casamonica. No. Ah no? Eravate amici, vi conoscevate? No. Nella telefonata con Marco Marino mi è stato detto: ho incontrato la tua ex ragazza, ma perché la mia vera ex ragazza si chiamava Laura. Allora lui, credendo di eludere le intercettazioni, ha voluto far credere che mi vedevo con Lauretta per motivi sentimentali, ma non era Quindi assolutamente... Lauretta Casamonica, sorella di Luciano Casamonica, lei non la conosce? Sì, l'ho incontrata quando ci siamo visti, ma è una delle pochissime volte che l'ho vista. Quanti anni ha Lauretta Casamonica? Non lo so. È mai sposata? Non lo so. Non lo sa. Sa se ha figli? Non so neanche questo assolutamente. Non sa neanche questo. Benissimo. Mi basta questo, grazie. Chi vuole intervenire?
non so se deve continuare, se no io ho due domande, Prego. Presidente. Buongiorno, sono l'avvocato Di Michele. Buongiorno. Due chiarimenti, signora Labisio, tornando a, purtroppo, suo malgrado, al periodo che ha voluto giustamente rimuovere. Volevo capire per quale motivo, in grandi linee, lo ha rimosso. Cioè, era un periodo ricco di vizi, un periodo ricco di problemi, un periodo ricco di emozioni sotto altri punti di vista? Periodo ricco di vizi che portavano a dei problemi e questi problemi mi hanno portato a perdere anche una ragazza, quella che nominavamo prima, Laura, e a non parlarmi più con mio padre e insomma a quello che poi ci ha raccontato. E ad oggi, per il motivo per cui sto qua. Sarebbe in grado di quantificare in termini economici quanto ha buttato in questi vizi, senza specificare in quali vizi, immagino? Ma forse intorno ai 400.000 euro mi sono mangiato. Grazie, nessun'altra domanda. Prego. Grazie Presidente, buongiorno signor Alabiso, io sono Alabiso o Alabiso? In verità è Alabiso. E allora, Alabiso. Sono l'avvocato Naso. Senta, lei ha lavorato in un'agenzia assicurativa? Deve dire sì, non basta che... No, l'ho detto, forse non stavo vicino al microfono io. Ricevette delle richieste da parte di Casamonica Domenico di fare alcuni atti che rientravano nelle sue competenze? A livello assicurativo? Sì. No, io mi ricordo no. Non le è stato chiesto un finanziamento? Se conoscevo qualcuno che... Allora, io prima in agenzia facevo anche finanziamenti tramite una finanziaria. Sì, mi pare perché si voleva comprare la macchina, se non sbaglio. E poi glielo è stato concesso o... Non me ne sono poi occupato io. Perché lei al pubblico ministero su questo ha detto che Domenico l'aveva chiamata per un finanziamento, ma lei dovette legarglielo perché lui non poteva ostentare una busta paga. Se lo ricorda questo? Sì, nel senso non me ne sono occupato io perché poi non avevo la documentazione per poter chiedere il finanziamento. Ma comunque questa circostanza ora se la ricorda, è sì, vera? Sì, sì. Senta, le chiese anche di poter lavorare presso questa agenzia o con questa agenzia? Sì. E lei glielo negò? Sì, non era possibile farlo. E lui come l'ha prese? Si risentì oppure accettò la sua decisione? Che a me mi ha dimostrato, accettò tranquillamente, poi se se n'è risentito... Senta, lei ha parlato anche oggi più volte dei suoi contrasti con suo padre in quell'epoca. Quali erano le ragioni? Lei al pubblico ministero ha parlato di perplessità di suo padre sul suo modo di vivere. Ora, in buona sostanza, che cosa le rimproverava suo padre? Praticamente tutto. Non andavo a lavorare, rientravo alle 6:30, 7 di mattina e gli chiedevo soldi. Come spendeva i soldi di cui disponeva? Sì, perché poi comunque gliene chiedevo più del dovuto, insomma. Magari non il primo mese, ma dopo un po' mi ha cominciato a chiedere spiegazioni. Lei aveva, diciamo, una situazione difficile con più persone? Sì. Perché lei parla di, appunto, di suo padre che sapeva dei suoi grossi problemi economici. È così? Sì. E sapeva che c'erano persone che mi telefonavano in continuazione. Sì. Lo conferma questo? Sì. Ma quando lei parla di persone e grossi problemi economici si riferisce ai Casamonica o ai Casamonica e ad altre persone? E ad altre persone.
Senta, lei, rispondendo al pubblico ministero, sempre in fase di indagine, ma tutto sommato anche oggi pomeriggio, sulla destinazione delle somme ricavate per la vendita della casa, ad un certo momento ha detto: non so dire come ho speso quello che ne ho ricavato, a parte il mutuo, i soldi dati a suo papà, eccetera. Appunto ha parlato di un centinaio di migliaia di euro che gli sarebbero rimasti, e al PM ha detto: non saprei dire dove li ho spesi. Quando dice questo, lei vuol dire che ha pagato dei suoi debiti personali, ha, che so, ceduto somme di denaro a delle donne, a delle femmine, ha fatto regali pretenziosi, a che cosa si riferisce in realtà? Guardi, che sinceramente non me lo ricordo, comunque sì, ho finito di pagare qualche debito che avevo. Allora, non me lo ricordo, noi fatichiamo a crederci. Ho continuato a fare quel tipo di vita, sinceramente era un calderone proprio, avevo i soldi in tasca e andavo al ristorante, pagavo per tutti, continuavo a spendere 1.000 euro a sera. Quindi faceva una vita sopra le righe? Possiamo dire così? Assolutamente, l'ho fatta quando non ce li avevo, figurati con 100.000 euro in tasca, non mi pareva vero, nel mio mondo, insomma, modo di pensare di quel momento. Senta, lei ha fatto anche uso di sostanze stupefacenti? È capitato, sì. Quindi li ha spesi anche per procurarsi sostanze stupefacenti? Sì, però sinceramente non ero speso 400 euro per quello, insomma. Non era una cosa primaria, l'ho già detto. Però magari mettevo 3.000 euro dentro a un videopoker, cioè sostanzialmente è quello, una sera. Ho capito. E possiamo dire che la vera causale della vendita di quella casa risiede nella necessità di appianare queste situazioni di debito con più persone? Assolutamente sì, concordo con mio padre, è stato quello. A un certo punto ho chiesto a mio padre: vendiamo casa perché così non ce la faccio più. Ma è vero che ad un certo momento, sapendolo, avendo capito che lei era entrato nell'ordine, che voi insomma in famiglia eravate entrati nell'ordine di idea di vendere questa casa, Domenico sondò il terreno per provare a venirne in possesso? No, questo probabilmente l'ho detto io a Simone Formica, se non ricordo male. Ho capito. Sembrerebbe che oggi lei abbia, come dire, svoltato in senso buono la sua esistenza, la sua vita. Adesso ha detto poco fa che ha un bambino se per svoltare intende che lavoro tranquillamente, riesco a vivere con i 1.400-1.300 euro, che purtroppo non ho uno stipendio, ma sì, comunque... Insomma, ha messo un po' d'ordine nella sua esistenza? Assolutamente sì. Ho capito. Grazie e auguri. Grazie. Altre domande? Prego. Sono l'avvocato Giraldi, buongiorno signor Alabiso. Devo farle alcune domande sulla conoscenza. Quando ho conosciuto i signori Casamonica, dei quali abbiamo parlato fino adesso, cioè Casamonica Lauretta, Casamonica Giovannina, Casamonica Luciano, Casamonica Consiglio, inteso Simone, si ricorda quando, in che anno, certamente non la data precisa, quando ho cominciato a conoscerli? E chi per primo e quale rapporto ha avuto? Questa è una domanda che comprende 3 risposte. Scusate, però noi non riusciamo a sentire, tra l'altro il collega vostro è sta... acceso?
No, avvocato, è che se ci sono altre persone che parlottano dietro di lei non si riesce a sentire. Prego. Quindi stava chiedendo quando è che ha conosciuto... Quando ha conosciuto i nomi che le ho fatto un attimo fa, Simone, Luciano, Casamonica Giovannina e Casamonica Lauretta. Poi mi dirà che rapporti ha avuto con loro. È una domanda con tre risposte. Sostanzialmente Lauretta non la conosco, l'ho vista soltanto nell'incontro che ho chiesto io dopo che mi hanno sentito in procura. Simone e Luciano li conosco... Più o meno, in che data più o meno, non la data precisa, in che anno? Di Simone e Luciano? Simone e Luciano, di tutti e quattro, ciascuno. Allora, Simone e Luciano sinceramente l'anno, però insomma... che conosco, che so della loro, cioè, io non so per conoscenza che intendete, però che so della loro esistenza da sempre, da che insomma giro tra l'oratorio, il quartiere, insomma, io so dell'80, insomma, dal 95, 96. E Romina, no, Romina da quando 2009, 2010, dopo, molto dopo. Dopo il 2008, quindi sicuramente? Sì, sicuramente. Senta, i rapporti con, ecco, parliamo proprio di Romina, i rapporti con Romina erano rapporti sentimentali, di amicizia o che altro? È una domanda indiscreta, mi rendo conto, no, comunque no. però è importante. Nessun rapporto sentimentale. Nessun rapporto sentimentale. È un rapporto amicale, lo può definire? Amicizia è un parolone, però... Amicizia scusi, un po'? È una parola un po'... No, comunque non... No, io Romina l'ho conosciuta perché gli ho chiesto 500 euro in prestito. Sì, te ne parliamo fra un attimo, grazie, di quello tra un attimo. E con Lauretta? No, Lauretta proprio non la conosco, le ripeto, l'ho vista una volta soltanto. Non ha mai avuto nessun rapporto e non la conosce. Simone? Simone lo conosco da più tempo, sicuramente l'ho visto più volte all'oratorio, alla sala giochi lì all'Arco del Travertino, dove purtroppo passavo molto tempo, però sì, lo conoscevo abbastanza bene, lo conosco abbastanza bene. Simone le ha mai chiesto del denaro? Quando ho chiesto i soldi alla sorella, lui una volta è intervenuto per... No, aspetti, scusi, la interrompo. Io le ho detto, le ha mai No, chiesto del a me denaro no. per sé, non per No, la sorella, per lo zio? assolutamente. Le ha mai chiesto somme di denaro in prestito, intendo? No, Lei ha mai prestato del denaro a Simone? assolutamente no. E a Luciano? No. E a Lauretta? No. No. Vabbè, Lauretta lo escludiamo, ho detto una cosa. E Giovannina, intesa Romina? I rapporti? Lei ha escluso che siano mai stati rapporti sentimentali. Rapporti sotto il profilo economico? Sì. Quando? Ho detto dopo il 2009, sinceramente la Dopo data il precisa non me 2009. la ricordo. Perché lei sa bene, glielo ha contestato, glielo ha ricordato il pubblico ministero, i rapporti con Romina, ci sono in mezzo questi 500 o 300 euro. Si ricorda quando Romina le ha chiesto questo prestito? Con precisione no. E per quale motivo? Allora, io gli dovevo ridare ancora i soldi suoi, Suoi quali? Ecco, i 500 euro che mi aveva prestato. Quando li aveva prestati? Dopo il 2009, questo non me lo ricordo di preciso. Però... Si ricorda perché gli aveva prestati questi 500 euro? Perché glieli ho chiesti io. No, sento male, scusa. Gliel'ho chiesti io. Lei perché quale motivo? Perché in quel periodo... Posso farle una domanda, se sa rispondere? Questi 500 euro erano forse legati alla malattia del padre? Quindi forse come scusa gli ho messo quella, sì. Sì. Si ricorda che può essere così o è così? Allora, mio padre è stato male e sicuramente come scusa io ho messo quella per farmeli dare, per convincerla, perché non è che Romina
prestava i il soldi a motivo per il chiunque. quale aveva fatto... Quindi io mi sono inventato sicuramente qualcosa per rafforzare la mia richiesta, sì. Sì. E la Romina le ha mai chiesto del denaro? In più? No, in più, no. Se le I ha suoi fatto sì, mai certo che richieste me di li ha denaro? richiesti. Sì. Sì. Si ricorda perché? Il motivo per il quale? Guardi, in una telefonata Romina mi diceva che doveva andare a prendere delle cose impegnate al Monte dei Peni. Un orologio? Sinceramente non ricordo cosa, però sì, doveva ritirare delle polizze al Monte dei Peni. Senta, io le leggo una telefonata nel corso della quale Romina Giovannina le dice testualmente, glielo ricordo, pubblico ministero, tribunale, ricordo ovviamente la telefonata, la data e i dati identificativi di questa telefonata, che è la telefonata progressivo 241, 8 maggio 2015. Quale scusi, avvocato? E poi? Non sono i dati dell'SMS, avvocato, questi? Ah, 8 maggio. 241. Avvocato, se ci dice... Il RIT, scusi, avvocato? Allora, la telefonata è 26/11/2015, l'ora è 15:13:28, progressivo 1477, RIT 8046/15. In questa telefonata, poi gliela leggo se vuole per intero, in questa telefonata Romina le chiede del denaro. Se la ricorda, se io gliela leggo, lo leggo al tribunale se vuole, ma penso che lei la ricorderà. Me la ricordo, questa telefonata. La vuole riassumere al tribunale per qual era il contenuto della telefonata? Lei mi chiedeva dei soldi per andare, se gli prestavo 500 euro per andare a ritirare delle, non so cosa di preciso, delle polizze al Monte dei Peni. Sì. E le dice in che condizioni si trovava? Io lo vorrei leggere, ma ci sono delle parole che non amo ripetere. Guardi, le parole precise comunque, mi diceva che era in difficoltà, che non sapeva dove sbattere la testa e tutto quanto. Le chiede e le dice testualmente: per favore, io sto in mezzo alla eccetera, M, mio... No, lo dica. In mezzo a cosa? Non lo voglio ripetere, siamo uomini di mondo, anche caporali forse, però vabbè, sono in mezzo alla merda. E lo dice poi glielo facciamo riprecisare un attimo, mi pare 1477. Scusate, poi è sempre saggio. Se la ricorda allora questa telefonata? Sì. 1477. Quindi in quel periodo la Romina lascia intendere che non aveva nemmeno il denaro per disimpegnare, diciamo così, un orologio. Lei gliel'ha prestato questo denaro, poi gliel'ha dato poi questo denaro? No, non ce l'avevo, mi pare che gli ho portato 300 euro se non sbaglio. Le rinfaccia, se lei lo ricorda, ma come, io per te ho fatto un miracolo? A che cosa si riferisce? Qual è Ai 500 euro che mi aveva prestato perché io gli avevo detto che mi servivano per mio padre che stava male e lei li ha tirati fuori e, insomma, quel giorno diceva che ha fatto un miracolo, che non ce li aveva da darmeli. Quindi ha fatto un miracolo, vuol dire che proprio se li è tolti dalla tasca... Guardi, questo l'ha detto lei, io non lo so che è quello che intendeva, penso di sì comunque. Vabbè, questa è una valutazione, quindi no, lo dice no. No. Io per te ho fatto un miracolo. Indubbiamente io chiedo, no. Quello che lei chiede... che cosa intende per miracolo? Non lo so, l'ha detto lei. Sta chiedendo al test una valutazione, no? Cioè la risposta del test perlomeno aveva un contenuto meramente valutativo, perché non... Senta, quindi con Romina il rapporto è chiuso lì. Dopo questa data, che le ho detto è esattamente il 26 novembre del 2015, lei ha avuto altri rapporti con Romina? Che io ricordo. Rapporti, scusi, intendo ovviamente rapporti, lei è escluso sentimentali, lasciamo amicizia, rapporti economici, No, di dare o di avere?
Che io ricordo no. No. Quindi l'unico rapporto è stato quello del prestito che Romina ha fatto a lei perché lei potesse affrontare le spese di cura del suo papà, primo, e il secondo invece è all'inverso, è la Romina che ha chiesto a lei del denaro per disimpegnare al Monte dei Pegni un orologio. Oltre a questi due rapporti nessun altro rapporto. E con Luciano, con Loretta la escludiamo, con Luciano e con Simone, forse già gliel'ho fatta la domanda, ma vale la pena ripeterla. No. Ha avuto rapporti di questo genere, di dare e avere? Se non per Romina, no. Se non per Romina la può specificare che vuol dire? Cioè hanno sollecitato il prestito o la restituzione? Solo per questo? Questo intende dire? Sì, ma non era neanche un sollecito. Luciano l'ho chiamato io, perché Romina mi chiamava, mi diceva, e io ero sparito. Per questi benedetti ho chiamato Luciano, che magari avevo un pochino più di confidenza, e poi magari con Romina stavo in difficoltà essendo una ragazza, e gli ho detto: Luciano, puoi parlare con tua sorella e tutto qua. Lui si è messo in mezzo, gli ha detto a Romina: aspetta Marco un pochettino di tempo. Dopodiché a quel punto magari un paio di telefonate me le ha fatte Luciano, dal momento che si è messo in mezzo. Scusi, sento male. Luciano. Dal momento che si è messo in mezzo lui, poi dopo mi ha chiamato lui, mi ha detto: ma io ti ho aiutato, però mo non mi mette in difficoltà a me con mia sorella. Finiti i rapporti con dare e avere con l'uno, l'altro e l'altro ancora, con tutte e quattro. Va bene. Io altre domande, il resto l'ho chiarito secondo me in maniera sufficientemente chiara, quindi altre domande non gliene faccio. Grazie. Prego. Senta, lei nel 2012 ha venduto un'abitazione che era di proprietà di suo padre realmente, ma intestata a lei, è corretto? Sì. Lei nel corso delle sue dichiarazioni ha detto che aveva venduto questa casa e che aveva detto al padre che non ne poteva più. Ci precisi che cosa intendeva, la situazione che stava vivendo? Cioè, come si colloca rispetto, ascolti, alla sua vita e come lei l'ha descritta in dibattimento la vendita della casa? In quale momento preciso arriva la vendita della casa ed è finalizzata a, diciamo così, risolvere quale situazione? La mia situazione, cioè il modo in cui vivevo, i debiti che avevo fatto con chiunque. Avevo debiti anche al bar, cioè nel senso con tutti. Sente, quindi diciamo che la vendita della casa era finalizzata a, tramite il ricavato, cercare di sanare una serie di situazioni. Certo. Che lei non ha voluto precisare in modo più compiuto, se non forse i soldi che ha restituito a suo cugino. Allora, sinceramente non è che tutti i soldi io gliel'ho spiegato, perché altri soldi magari me li sono anche spesi. No, lei ha parlato di circa 100.000 euro di cui non sa dare una giustificazione. No, non gliela so dare, ma neanche li... Scusi, come spiega l'esigenza impellente di vendere un immobile che peraltro non è neanche di sua proprietà, lo è solo nominalmente ma non nei fatti, no? Per alleggerirla di una serie di situazioni debitorie, e poi il comportamento che lei prima ha descritto di aver tenuto, cioè è andato a cena, ha speso varie migliaia di euro per una cena. Ma di certo non tutti a 110.000. Questo ce l'ha detto lei, nel senso, quando, a domanda del pubblico ministero lei non è stata in grado di dire quali sono le situazioni debitorie che ha. Allora lo precisi, visto che gliel'abbiamo chiesto diverse volte. Non me lo ricordo. Però come fa allora a escludere di averli sperperati? L'ha detto lei poi, che andava a cena, li ha sperperati anche così, non mi sembrava. Guardi, lei prima testualmente ha detto: lo facevo quando non avevo soldi, immagina quando avevo 100.000 euro in tasca, che per me chissà cos'era. Quindi come conciliamo queste due
dichiarazioni? Non lo so, io su questo non sono in grado proprio di rispondervi. Cioè, ho sicuramente tolto debiti, ho ridato 15.000 euro a mio cugino, all'altro mio cugino, magari 15.000 euro me li sono mangiati, ho continuato a giocare fra i ristoranti, ho ridato soldi ad altra gente. Chi sono queste persone? Di preciso non lo so, non me lo ricordo. Come fanno a ricordarlo? C'erano Scusi. delle persone, magari altre persone che mi avevano prestato soldi. E chi sono queste persone? Guardi che è lei che ha vissuto queste vicende che dice di aver vissuto, solo lei ce lo può dire, noi non lo possiamo sapere. I miei cugini, cioè sinceramente... Visto che non l'ha detto neanche al pubblico ministero, perlomeno non in questa forma, perché non è stato oggetto di contestazione in Io alcun sinceramente modo, di preciso quanti debiti, a chi sono stati dati, quando, come, se in contanti, bonifica, assegno, non lo so, non me lo ricordo. Non lo sa. Quindi scusi, suo padre, che lei ha visto questa esposizione debitoria importante legata al vizio del gioco, in realtà ne era a conoscenza quantomeno dal 2012. Sì. Quindi diciamo lui sapeva di questa situazione dal 2012. Sì. Suo papà sapeva esattamente che tipo di esposizione aveva? Come? Suo padre sapeva esattamente quanti debiti avesse? Mio padre forse ne sapeva anche di più di quelli che realmente erano, proprio perché giustificavo che io gli chiedevo soldi anche a lui e cercavo di giustificare che invece di 5.000 avevo chiesto 15, che invece di 3.000 avevo chiesto 8, che mi chiedevano gli interessi. Mio padre forse sapeva anche peggio di quello che realmente era. Cioè anche peggio nel senso che conosceva cose, lei gli diceva cose non vere o non ho capito? Perché io gli dicevo cose non vere. Cose non vere. Quindi lei insiste nel dire che a suo papà ha raccontato, diciamo così, una situazione di situazioni più gravi di quelle che erano realmente. O meglio, diciamo, lei aveva dei debiti, perché comunque dei debiti li aveva, sì, giusto? Ma avrebbe detto di averli con persone diverse rispetto a quelle con cui li aveva. È così che è andata? No, anche con loro e oltre ad altre persone ancora. Sì, no, io quello che non riesco a capire è come mai lei, che ha tanto paura di Casamonica perché si premura di fargli sapere guardate che non sono stato un infame, e poi dopo mette in mezzo proprio Casamonica. Perché non mettere in mezzo le persone che realmente invece avevano i debiti con lei? Perché in quel momento mi stavano chiedendo di loro. In quel momento? Il PM mi chiedeva di loro. Vabbè, ma lei mica al PM gli deve dire una cosa che non è vera, al pubblico ministero deve dire la verità. Quindi se lei aveva un'esposizione debitoria... Gli ripeto, in quel momento ho fatto tanta confusione. Ha fatto confusione. Tanta confusione. Io non lo so, sicuramente non mi crederete, però... Non ci sono altre domande? No, sì, ci sono. Perlomeno per il Tribunale. Prego. Avvocato, lei se non è testa sua non ne può fare più, mi dispiace, ma... Siamo sempre in controesame. No, c'è 506, già intervenuto il Presidente. Vabbè, adesso c'era una domanda di chiusura del PM. Senta, no, una precisazione sulla domanda dell'avvocato Naso che le chiedeva di una precisazione sulla sua dichiarazione, che c'era tanta gente che la chiamava in continuazione e suo padre se n'era accorto. Ma suo padre mi spiega un po' cosa aveva capito esattamente? E questa gente che la chiamava in continuazione chi era? Sempre gente che non si ricorda chi è? No, altra gente, debitori. Sì, ma voglio dire, è gente normale come tutti noi che ha un nome e un cognome? No, voglio scusate, dire che ha un nome e un domande. cognome. Che ha un nome e un cognome. Cioè vogliamo sapere chi sono questi, ha capito? Anche per verificare quello che sta dicendo. Allora chi è che la chiamava in continuazione? A parte... Altra gente che dovevo dargli dei soldi, ma magari non so neanche come si chiamano, magari le so come... ma se la chiamavano in continuazione, come fanno a non sapere come si chiamano? Perché così funziona, io gli ho chiesto dei soldi, loro me l'hanno dati, hanno un numero di cellulare e ti chiamano. Sinceramente non so neanche come si chiamavano. No, perché la sua dichiarazione è questa. Mio padre aveva intuito che io avevo qualche problema, ma non gli ho mai detto niente di preciso. Certamente sapeva che io avevo grossi problemi economici, sapeva che c'erano persone che mi telefonavano in continuazione e sapeva che io conoscevo i Casamonica. Mio padre vive in quella zona da sempre, non è uno sprovveduto, per cui ha capito
Cioè lei qua, quando dice a gente che mi chiama in continuazione, sta parlando dei Casamonica. No, non solo. Signora Alabiso. Non solo. No, perché Facciamo rispondere il testo. Perché, scusate, la dichiarazione verbalizzata è questa. No, lui non sa dire chi sono gli altri, a meno che non lo sappia dire. No, non me lo ricordo. Senta, ma almeno il barista che lei non pagava il cornetto, pure debiti al bar addirittura. Sì, avevo anche quelli. Quale bar è? Via Genzano 52, il bar di Alberto. Via Genzano, aspetti, come ha detto? Via Genzano 52. E che cos'è che non pagava? Niente, le birre, il caffè, i cornetti, le pizzette. E quanto, che debito ha accumulato? 300-400 euro. 300 euro. E gli hanno fatto credito così, come mai? Come? Com'è che gli hanno fatto un credito del genere? Perché mi conosceva da anni anche lui. Ho capito. Senta, un'altra cosa, lei oggi, rispondendo all'avvocato Di Micheli, ha detto, praticamente ha descritto una vita da vizioso tale da accumulare debiti per 400.000 euro. E poi anche... Vabbè. Oh, ha detto lei, Sì. Io manco ci credo, Intorno, e forse da quanto ne so, 400.000 euro. Comunque, 400.000 euro. Ma come li ha quantificati? non sono in grado di... Ho fatto un conto di quello che mi sono mangiato di casa, di una casa che mi sono dovuto vendere, di quello che guadagnavo e tutto quanto. Io le faccio una contestazione. Quando lei ha spiegato le ragioni per le quali aveva avuto problemi economici, non solo non ha fatto alcun riferimento alla vita da vizioso, ma ha descritto una situazione esattamente opposta. Io le leggo questa dichiarazione. Fino al 2010 ho percepito uno stipendio da 800.000 euro per l'appartamento in località Morena. Con chi abitava lei in località Morena? Con Laura. Con? Laura. Laura. Questa Laura aveva dei figli? Sì, 2 bambine. E vivevano con lei? Sì. E lei lavorava, lei Laura? No. E manteneva tutti lei? Diciamo di sì. O sì o no? Cioè chi è che pagava le bollette? No, non è o sì o no, diciamo di sì, perché comunque loro, lei prendeva anche gli assegni dai padri e quindi sicuramente entravano anche quelli. Erano 2 padri diversi? 2 padri diversi. Che lei ha dichiarato? Per l'appartamento in località Morena pagavo 800 euro, cioè una buona parte di quello che guadagnavo. Inoltre la donna con cui convivevo, Laura, non lavorava e aveva 2 figli minorenni, per cui dovevo mantenere tutti io. Sì. Per questo ho avuto problemi economici, dice lei. Altro che vizioso. Lei è un esempio di, non so come dire, di diligenza, proprio sembra un buon padre di famiglia. Quindi oggi si sta presentando in una veste diversa, però non sa spiegare neanche come e con chi ha fatto tutti questi debiti da vizioso. Me lo conferma? Che io gli ho detto che ho fatto quei... Io le ho chiesto, allora, Sì, gli faccio la domanda confermo. per l'ultima volta. Sì, glielo confermo. Vabbè. No, gli ho chiesto se tutte queste persone che lo chiamavano in continuazione per debiti, mi sa dire chi erano. È la quinta volta che gliela faccio, mi ha confermato che non sa rispondere, io non ho altre domande. Va bene. Avvocato, c'è un'opposizione del pubblico ministero, in realtà formalmente è così, spesso diamo la parola... La Gentilmeri dovrebbe vigere anche in questi evidentemente... No, ma io generalmente lo faccio fare, però spero che non ci sia sempre ascolti, spero che non ci sia l'opposizione del PM, perché se fa opposizione non ha torto da un punto di vista formale. Va bene, si può accomodare, può andare. Io avrei delle richieste istruttorie. Ah, scusi, intanto il fascicolo fotografico... Chiedo l'acquisizione. Sì, quindi diamo atto che viene acquisito su richiesta del pubblico ministero il fascicolo fotografico esibito al test nel corso del suo esame. Prego. Posso andare? Se ne può andare. Mi ha detto aspetti, pensavo il pubblico ministero. Prego. Presidente, io avrei c'è una produzione documentaria già preparata, però una richiesta preliminare che riguarda la deposizione di questo test.
Il pubblico ministero chiede l'acquisizione al fascicolo del dibattimento ex articolo 500, comma 4 delle dichiarazioni rese da Alabiso Marco o Alabiso, come ha detto lui oggi, che non ha detto la verità manco sull'accento del cognome, al pubblico ministero il 30 settembre del 2016. Spiego questa richiesta. La norma è chiara, 504 comma, le circostanze emerse dal dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone nel caso di specie è stato sottoposto a minaccia. Cioè, giurisprudenza pacifica e anche della sesta sezione, che insomma è una sezione notoriamente particolarmente garantista, dice esplicitamente che il procedimento incidentale di cui al 504 comma non richiede una prova certa a ogni ragionevole dubbio che il teste sia stato intimidito, ma deve comunque fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste. Io potrei fermarmi a quello che è successo nel 2016, quando il teste esce dall'ufficio del pubblico ministero, ed è una prova che è messa in dibattimento dalla perizia e dal contegno tenuto oggi dal teste. Ma c'è di più, perché la giurisprudenza non richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma qui la prova oltre ragionevole dubbio ce l'abbiamo. E ce l'abbiamo in quello che è successo nel 2018, dopo l'esecuzione della misura, in cui il teste è stato avvicinato, è stato intimidito tramite l'amico Marino Marco e soprattutto, Presidente, io segnalo questa circostanza del teste. Io lo anticipo, pochissime volte nella mia vita ho fatto richieste del genere, ma qua ci sono veramente tutti i presupposti richiesti dal legislatore. Al teste, nella conversazione che io oggi gli ho letto, e ripeto, il progressivo è il 4508 del RIT 4150/2018 del 23/7/2018, al teste viene spiegato cosa avrebbe dovuto dire al pubblico ministero. Gli contestano quello: perché hai ammesso di avere dato di più, quando potevi semplicemente dire di aver restituito quello che ti era stato dato? Ed è esattamente quello che è successo oggi, Presidente, sotto gli occhi di tutti. Quindi, e poi c'è un'altra circostanza che merita una considerazione, e cioè che, come dice il teste, che nelle intercettazioni dice la verità, questi sono 10.000, cioè il fatto che siano stati arrestati non esclude che ci siano libere delle persone in grado di intimidire i testi, non è un'azione del pubblico ministero, vi è prova in atti. Quindi non vi è semplicemente, come richiederebbe la giurisprudenza, non vi sono semplicemente elementi concreti per ritenere che sia stato sottoposto a pressione e poi non ci vuole la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Qui la prova c'è. Ci sono tutti i presupposti richiesti dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità per acquisire le dichiarazioni ex 504 comma, perché se non si possono acquisire le dichiarazioni ex 504 comma di Alabiso Marco, questa norma del codice praticamente, a parere del pubblico ministero, la possiamo disapplicare. Io il verbale ce l'ho in PDF, eventualmente lo posso anche stampare. Comunque la richiesta è questa. Lascio la parola alle difese per le repliche e poi ho una produzione documentale. Allora, intanto formalizziamo che il pubblico ministero chiede l'acquisizione del verbale di sommarie informazioni rese innanzi a sé dal teste Alabiso Marco ai sensi dell'articolo 500 quarto comma CPP, come da richiesta compiutamente registrata. Sentiamo le difese, chi vuole intervenire? Io volevo sapere per prima cosa se questa... È la parte civile, scusate. Scusa, non t'avevo... Scusate, la parte civili. Presidente, io esprimo parere assolutamente favorevole. Prego. Allora, non ci crederete, ma io sono completamente in disaccordo. Allora, intanto per prima cosa vorrei sapere, questo verbale è stato assunto con l'audio oppure soltanto con la trascrizione? A questo punto io chiedo questo, perché lui porta avanti un discorso che stranamente tutti quelli che sono venuti... Scusate però, se l'avvocato Naso parla io non la sento, avvocato Carcea, sia gentile, chieda al suo collega se ha il piacere di
da citarsi, così noi riusciamo a sentirla. Non ho proprio capito cosa ha detto, se vuole ripetere. Ripeto, allora, io volevo sapere se Sì. questo verbale di cui chiede l'acquisizione, la produzione e quindi l'acquisizione al processo il dottor Musarò, è un verbale che è registrato a voce oppure è soltanto una trascrizione? Ma guardi, penso che sia soltanto trascritto, perché non credo che ci sia un obbligo di legge di registrare un Adesso inteste. io per carità non voglio assolutamente mettere Quindi, in ma dubbio sul punto, però, sul punto della questione sollevata dal PM, qual è il suo parere, appunto, su avvocato? questo punto io mi oppongo all'acquisizione. Va bene. Chi vuole intervenire? Avvocato Sì. Giraldi? Avvocato Giraldi, Presidente, credo sia anche da parte dell'Avvocato Giraldi opportuna e necessaria, assolutamente, come ha detto il Pubblico Ministero, lo dico anch'io, assolutamente contrario, perché il fondamento di questa richiesta del Pubblico Ministero trae linfa soltanto da un'interpretazione personale del Pubblico Ministero in ordine alle risposte e al comportamento processuale del testimone. Questo comportamento, che secondo me è stato di una chiarezza assoluta nel cercare di spiegare il perché queste apparenti contraddizioni da una parte del contenuto delle intercettazioni, dall'altra parte ovviamente del dictum di oggi pomeriggio del teste. Credo che abbia spiegato in maniera abbastanza chiara, lo ripeto, anzi assolutamente chiara, il perché davanti al Pubblico Ministero il Pubblico Ministero e davanti alla Polizia Giudiziaria abbia affermato certe cose e abbia rilasciato certe dichiarazioni, e perché invece nel contenuto delle captazioni queste benedette parole siano state trasformate, anzi modificate profondamente. Il significato del perché, così come lo ha spiegato, io l'ho percepito in maniera totale, perfetta, assoluta. Se non lo si vuole condividere, per carità, il Pubblico Ministero non lo vuole condividere, anzi non lo condivide, e rispettiamo l'opinione e il parere del PM, ma poiché a mio avviso non vi è nessuna contraddizione, ma anzi vi è una spiegazione lucida e credibile sul perché oggi ha reso queste dichiarazioni, mi oppongo assolutamente all'accoglimento dell'istanza del Pubblico Ministero. Va bene, grazie. Chi vuole intervenire? Prego. Grazie Presidente. Io mi sa che mi dovrò rivolgere all'analista, perché sono d'accordo con il Pubblico Ministero, incredibilmente, quindi qualcosa che non va in me ci deve essere. Sono quindi d'accordo di acquisire questo verbale, non certo per le ragioni che ha indicato lui, perché lui è legittimato a coltivare il sospetto, sempre l'attività del Pubblico Ministero parte da sospetti. Io, per una ragione pratica, perché sostanzialmente il contenuto del verbale è già stato riversato nella trascrizione attraverso le ampie letture che ne sono state date, ma soprattutto perché sarei felice se di questo verbale, oltre che la trascrizione, esistesse una registrazione. Ci può rispondere su questo il Pubblico Ministero, perché se ci fosse una registrazione io chiederei l'acquisizione della registrazione, perché i pubblici ministeri hanno il pessimo costume di redigere i verbali indicando come propria ADR, a domanda risponde, quindi noi non sappiamo se la domanda è suggestiva, se la domanda è posta in maniera corretta, se la domanda contiene implicitamente la risposta e soprattutto come è posta la domanda. Quindi io sarei molto curioso di conoscere come questo esame testimoniale è stato condotto nella fase delle indagini preliminari. Se ce ne fosse una registrazione, tutti si potrebbero, rendere conto oggettivamente di come è stato condotto quell'esame. E allora la trascrizione scritta del verbale sarebbe di maggiore utilità di quanto non lo sia così. Però, se non c'è una registrazione, ci accontenteremo
della redazione manoscritta. Va bene, c'è qualcun altro che vuole intervenire? No, a posto. A parte non credo che abbia attinenza con la richiesta istruttoria che è stata fatta. Risulta dal verbale che non c'è nessuna registrazione, come non c'è mai per le SIT, neanche per gli interrogatori di solito dei non indagati, tranne circostanze particolari. Ma non ho capito, quindi ha dato il consenso? Angela, non so se è verbalizzato. L'avvocato Giraldo ci oppone, invece l'avvocato Naso si associa. Va bene, il Tribunale si riserva, depositiamo l'ordinanza alla prossima udienza, così vi liberiamo. Vi volevo però preannunciare che viene cancellata l'udienza del 26 novembre del 2020 per sopravvenute esigenze connesse all'utilizzazione delle aule. Era un'udienza che era in aula Occorzio, 26 novembre 2020, e che appunto invece cancelliamo dal calendario, d'accordo? Quindi quell'udienza non ci sarà più. A tali fini, Presidente, volevo solo chiedere una cosa. Sì. Quando dal calendario già redatto dalla Cancelleria vediamo aula Occorzio, andiamo in aula Occorzio oppure dobbiamo intendere tutte quelle udienze fissate fino a dicembre? No, ma l'avevamo detto all'udienza già di luglio che le udienze calendarizzate... Perché su questo aspetto non abbiamo preso una vera e propria... No, mi sembra che l'avessimo precisato, forse sul TIEP è rimasto il vecchio calendario, il calendario è quello, al momento è quello. Ma quale? Con l'indicazione di... Noi abbiamo già detto che erano presso l'aula qui di Rebibbia per ragioni che erano connesse chiaramente tutte quante, quindi, anche agli perché... spazi. A seguito dell'emergenza Covid ci siamo trasferiti qui a Rebibbia e siccome non mi pare che l'emergenza sia in realtà superata, quindi le udienze calendarizzate sono tutte quante qui a Rebibbia. Okay. Se c'è qualche udienza che è in un luogo diverso, tipo questa che era originariamente sempre indicata in aula Occorzio, questa qui invece è annullata. Quindi 26 novembre non c'è. Tutte le altre udienze già calendarizzate sono tutte quante per il momento confermate qui alle ore 9 nell'aula Bunker B di Rebibbia, d'accordo? La ringrazio. Allora disponiamo il rinvio dell'udienza, l'udienza già calendarizzata del 24. No, ci sono già. Sì, un attimo, non ve ne andate perché aspetti, lei aveva delle produzioni, appunto ci siamo persi su questa questione, ma in realtà lei aveva fatto la questione e poi aveva detto che aveva delle produzioni, scusate, quindi procediamo. Sì, Presidente, le produzioni documentali essenzialmente attengono al procedimento su cui ha deposto... Scusate, però non riesco a sentire, se parlate siate gentili, per favore aspettare un attimo. Prego. Le produzioni documentali attengono al procedimento su cui ha deposto il test di Laroni. Quello del 90... cui ha deposto? Il test di Laroni. Sì. 93-71-14. Ci sono sentenze definitive sia di condanna sia di patteggiamento e poi il decreto che dispone il giudizio per chi ha scelto il rito ordinario, che sono Pisnori Tamara più 2, e l'ordinanza di custodia cautelare. Lo preciso, Presidente, perché l'altra volta non avete acquisito un'ordinanza dicendo c'è sentenza definitiva, è inutile acquisire l'ordinanza. Io, ferme restando le valutazioni del Tribunale, faccio solo presente che la sentenza definitiva non riguarda tutti i destinatari dell'ordinanza, perché per alcuni pende il procedimento davanti al Tribunale di Roma in primo grado. Quindi queste sono le richieste. Va bene, c'è un suo, immagino, faccia vedere le parti, immagino che c'è la sua solita nota scritta. Sì. Sentiamo le altre parti se hanno delle osservazioni. Sì, io mi oppongo ovviamente, faccio richiamo alle mie pregresse opposizioni sul tema, mi permetto di sollecitare che va bene chiedere l'acquisizione di processi ove viene contestato un 416 bis, va bene chiedere l'acquisizione di procedimenti ancorché sub iudice ove viene contestata per la prima volta sul litorale laziale a Zingari l'associazione mafiosa, ma adesso vedere le sorti detto in parole povere, della ex moglie di Daniele De Rossi mi sembra veramente una cosa superflua, eccessiva e fuori luogo. Soltanto per una notizia di gossip
che esce sul settimanale Sorrisi e Canzoni o paragonabile a uno di questi, che vedeva un rapporto sentimentale tra Giuseppe Casamonica e la Tamara Bisnoli, dietro al quale io non mi nascondo, ma rapporto sentimentale avvenuto prima della prima carcerazione, e quindi sulla scorta di una captazione avvenuta nel 2013, perché questo ci è venuto a raccontare l'operante oggi, che dice genericamente mi ha messo contro anche Peppe, noi dovremmo riversare in atti un procedimento enorme con una marea di imputati con nessuna connessione proprio da codice oggettiva, soggettiva, teleologica con i fatti che oggi stanno a processo. Quindi mi oppongo fermamente a tutta la produzione, ovviamente se del caso la sentenza definitiva ai sensi del 238 va bene, ma comunque mi oppongo proprio perché aggiungere un nuovo faldone, perché di questo si tratta, sulle vicende della Bisnoli penso sia veramente fuori luogo. Grazie Presidente. Prego, qualcun altro vuole intervenire? Quindi ci si associa alle stesse argomentazioni dell'avvocato Di Michele, anche l'avvocato Girardi. Va bene, il Tribunale si riserva e quindi dispone il rinvio all'udienza già calendarizzata del 24 settembre, sempre alle ore 9 all'Aula Bunker B di Rebibbia, e dispone il ripristino del videocollegamento secondo le indicazioni della data odierna. L'udienza è tolta.